Possiamo iniziare. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al 9° convegno dei faunisti veneti. Passo subito la parola al professor Andrea Gambaro, vice direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, che gentilmente ci ospita in questa bellissima sede. Buongiorno a tutti, grazie anche dell'invito. È un piacere per me portarvi i saluti anche del nostro direttore, il professor Salvatore Orlando, che purtroppo non ha potuto essere presente, ma è un piacere dal mio punto di vista, insomma, perché sono particolarmente legato ai temi della fauna, che sono fondamentali per l'attività didattica e scientifica del nostro Dipartimento. Molti di voi lo sapranno, noi abbiamo un corso di laurea in scienze ambientali, sia triennale che magistrale, abbiamo anche un dottorato dove i temi legati alla fauna sono di fondamentale importanza. Quindi è un piacere, è un onore avere questo convegno che sicuramente arricchisce la cultura scientifica e didattica verso i nostri studenti. Vedo che ci sono anche i nostri studenti, quindi è fondamentale. Dal doppio punto di vista c'è la fauna, quindi, che è indicatrice della qualità ambientale, e opposto la qualità ambientale che influisce in maniera significativa con la fauna. Quindi i due aspetti sono fondamentali e sono presenti in molti dei nostri corsi di laurea, quindi ci aspettiamo in questo convegno di vedere delle innovazioni scientifiche dai vari punti di vista. Mi piace anche ricordare che i temi della fauna sono trattati non solo dal punto di vista teorico nei nostri corsi di laurea, ma anche dal punto di vista pratico. Abbiamo 2 laboratori in campo, nella triennale e uno nella magistrale, in cui il tema di studio, gestione e valutazione della fauna sono di una importanza enorme. Quindi ancora una volta il legame tra questo convegno e il nostro Dipartimento è molto forte e di cui ci aspettiamo molto. Con questo io termino il mio breve intervento, vi saluto e vi auguro buon lavoro. Grazie molte. Passo ora la parola per un saluto anche al professore Stefano Malavasi, sempre del Dipartimento. Buongiorno, do il mio caloroso benvenuto a tutti e sono molto contento che questo convegno sia tenuto nel nostro campus scientifico e nell'auditorium, che è dedicato a un professore e divulgatore che, devo dire, credo abbia contribuito molto alla cultura naturalistica e conservazionistica e faunistica nello specifico che noi rappresentiamo. Quindi diciamo è anche un'emozione fare questo convegno in una sede, diciamo, che è dedicata al professor Daniel Mainardi, che appunto io credo abbia avuto un ruolo nel far crescere i nostri interessi, le nostre passioni. Detto ciò, auguro anch'io buon lavoro a tutti. Sono molto contento anch'io, come il professor Gambaro, di vedere gli studenti sia della triennale che della magistrale, ai quali do il benvenuto, e mi auguro che questo convegno possa essere di interesse e piacevole per tutti quanti, e quindi buon lavoro. Grazie. Passo ora la parola ad Alessandra Zorzi, direttrice della Biblioteca Scientifica di Ateneo, sempre dell'Università Ca' Foscari. Grazie Arianna. Allora, un buon pomeriggio anche da parte mia, e anch'io porto i saluti a tutti a nome della Biblioteca di Area Scientifica dell'Università Ca' Foscari Venezia e del suo presidente, professor Fabiano Visentin. E poi dovrei dire anche, l'ho anche detto a molti di voi, ben ritrovati. Infatti è un piacere presenziare a questo 9° convegno dell'Associazione Faunisti Veneti, che quest'anno proprio qui sarà al campus scientifico di Ca' Foscari. Con l'Associazione Faunisti Veneti la Biblioteca di Area Scientifica ha una collaborazione ormai consolidata, favorita anche dai nostri docenti del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica nella sua area di Scienze Ambientali, il professor Stefano Malavasi e Piero Franzoi, e comunque rafforzata dalla instancabile operosità della sua presidentessa, la dottoressa Arianna Spada, con la quale collaboriamo da anni. Come biblioteca crediamo veramente importante coltivare e, se possibile, anche aumentare il rapporto tra il nostro campus scientifico e il territorio e le sue associazioni, in particolare per i temi di tipo naturalistico ed ambientale. Ci sentiamo veramente molto partecipi, coinvolti e proattivi rispetto a questo compito della cosiddetta terza missione dell'università, sentendo di poter contribuire attivamente perché crediamo nel valore di una scienza partecipata e sempre più aperta.
Nel corso degli anni c'è stato un fil rouge che ci ha collegati direttamente o indirettamente con l'Associazione Faunisti Veneti. Ricordo fra gli eventi che abbiamo organizzato le giornate Natura 2016-2018 e inoltre la presentazione degli outlanti faunistici come strumenti per la conoscenza del territorio, che vedeva anche la collaborazione del Museo di Storia Naturale Ligabue di Venezia. E poi durante la pandemia non ci siamo fermati, abbiamo organizzato con l'Associazione Faunisti Veneti le conversazioni sulla fauna del Veneto, questi 5 incontri via Zoom che sono stati molto partecipati, i cui video però, che sono ancora disponibili sul canale di YouTube della Bassa, hanno riscosso un buon successo e continuano ad essere visionati. Anche la collezione della biblioteca ha beneficiato di questa collaborazione. Abbiamo ricevuto negli anni diversi volumi, tra cui gli atti dei convegni e l'associazione, che in questo momento, lo dico per gli studenti ma anche per chi volesse andarlo a vedere, costituiscono una bellissima vetrina creata per l'occasione all'ingresso della biblioteca. Speriamo presto di poter tornare ad aprire le biblioteche dell'università anche agli esterni, in modo che possiate tornare a fruire del nostro patrimonio. A questo proposito, apertura agli esterni, faccio uno spoiler. Tra il 13 aprile e il 23 maggio verrà allestita qui in edificio Alfa una bellissima mostra fotografica di foto naturalistiche scattate dall'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani nella parte della sezione Veneto. E il 13 maggio nel pomeriggio è previsto un workshop con la presentazione del libro Incanto, Silenzi, la natura del Veneto, da cui sono state tratte queste foto, insieme a proiezioni ed interventi di documentaristi, botanici, fotografi, che tra l'altro vede il patrocinio dell'Associazione Faunisti Veneti, e quindi so che riceverete più avanti una comunicazione specifica dalla vostra segreteria. Comunque, se qualcuno non è iscritto alla sua mailing list, siete interessati a partecipare, potete scrivere all'indirizzo Bibliobus e vi invieremo i dettagli. Non mi resta quindi che ringraziarvi per la collaborazione che ritengo proficua, e mi auguro che possa continuare anche in futuro, e auguro a tutti un buon lavoro durante queste 2 giornate. Grazie Alessandra. Passo infine la parola a Mauro Bon del Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue, con il quale insieme alla biblioteca e all'Ateneo è organizzato questo convegno al Dipartimento. Buon pomeriggio a tutti. Naturalmente da parte del museo, che come i soci già sanno è sede, diciamo, istituzionale dei Faunisti Veneti, anche quest'anno il museo ha ovviamente, naturalmente, prestato la sua collaborazione. Sono 9 i convegni che abbiamo organizzato finora come Faunisti Veneti, 8 dei quali come associazione, e diciamo che il museo è sempre stato presente sia come istituzione sia come alcuni collaboratori, membri del consiglio o meno, in varia forma per portare avanti questi progetti. Caratteristica del museo è proprio quella dell'inclusività. In questo senso ospitiamo altre associazioni e siamo sempre disponibili a dare spazi sia fisici che culturali a chi ha questo tipo di esigenza. In particolare farlo qui in questo luogo che, come si diceva, porta un nome illustrissimo a cui personalmente sono molto legato, è ancora più motivo di soddisfazione, di orgoglio. Mainardi ci insegnava proprio quanto fosse importante la divulgazione e la comunicazione, e infatti non serve sottolineare che i convegni, soprattutto i convegni di questo tipo, di questa associazione, oltre che essere dei momenti di incontro, di studio, di scambio culturale, sono spesso un evento che ci porta a incontrare nuovi amici, vecchi amici, scambiarsi quindi non solo informazioni di tipo scientifico, ma anche delle calorose pacche sulle spalle, degli abbracci, tanto più dopo questo maledetto momento in cui la società si sta risvegliando, finalmente ci si può vedere in presenza, e quindi da parte mia c'è veramente
un messaggio di gioia, ecco, nel vedervi qui presenti, nel potervi salutare alcune persone dopo veramente molti anni in cui non ci si vedeva. Quindi da parte mia un augurio per un convegno molto interessante e un buon pomeriggio a tutti. Grazie Mauro. Io ovviamente non sono proprio bravissimo a fare discorsi nel mio ruolo, però sono molto felice anch'io di essere riusciti tutti insieme dopo 2 anni. Questo convegno, l'organizzazione è iniziata in realtà 2 anni fa, prima dell'esplosione del Covid, e quindi noi avevamo già iniziato a costruire tutto quello che si fa quando si costruisce un convegno, e trovarci qui oggi dopo 3 anni, dal primo iniziare a pensare a questa giornata, è molto bello, perché finalmente possiamo pensare ad un evento misto, in parte online ma in parte anche con voi in presenza, quindi per me è una grande emozione. Come ha detto Mauro, per noi rivederci tutti insieme, che noi siamo un'associazione regionale, locale, siamo abituati a vederci, a scambiarci delle informazioni, a chiacchierare tra di noi, quindi dopo così tanto tempo è veramente bello rivedere persone che erano proprio anni che non riuscivamo a vedere se non attraverso uno schermo. Per cui sono molto felice di questo. Sono felice che comunque questi 2 anni abbiano permesso di creare una collaborazione più ampia, che è partita dal museo, poi ha visto il coinvolgimento del Dipartimento e della biblioteca, e quindi è arrivata ad essere una rete molto importante e ospitata in questo auditorium, che appunto è, oltre che dedicato a Danilo, anche una struttura molto, a Danilo, scusate, una struttura molto prestigiosa e molto bella per noi. Quindi io non voglio rubare altro tempo al convegno, per cui vi ringrazio e invito il primo relatore a salire sul tavolo. Ringrazio tutti, grazie mille. Allora, il primo relatore è il professore Piero Franzoi, con un contributo di Piero Franzoi e Luca Scapin dell'Università Ca' Foscari di Venezia, del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica. Il titolo è La conservazione della fauna ittica attraverso il ripristino di habitat, il caso della laguna di Venezia. Il tema della giornata di oggi è appunto il restauro ecologico e la fauna. Va bene, buongiorno a tutti. È chiaro che la fauna ittica è fauna a tutti gli effetti, sono vertebrati, ma magari molti di voi si occupano di altri gruppi, uccelli piuttosto che mammiferi o anche. Però è interessante perché insomma, diciamo, specialmente la fauna lagunare è un po' trascurata dal punto di vista della conservazione, secondo me. Non è in lista rossa, si sa poco, chi fa le liste rosse dice che queste specie non sono insomma, in realtà si sa poco. Io che ci sono dentro da ormai purtroppo 30 anni mi accorgo che in realtà si sa meno, molto meno di quello che si dovrebbe sapere, e soprattutto comparativamente con altri paesi dove questa invece è una componente faunistica molto importante. Gli americani fanno ripristini di ambienti di salt marsh da decenni e sistematicamente, e io vi assicuro che in realtà le cose che vedete che sono cose che poi valuterete voi senza voler enfatizzare, si fa una fatica a farle in Laguna di Venezia, pur essendo un'importante. Spesso mi accorgo che ci sono dei linguaggi un po' diversi, no? Spesso un'attenzione alla fauna, che è un'attenzione anche al dettaglio, sfugge quando devi fare una grande ripristino muovendo terra, sabbia, sedimenti e cose del genere. Quindi ecco, sono diciamo un aspetto che mi avevo piacere portare di fronte a questa associazione, perché secondo me possono venire molti scambi, uno stimolo anche da voi. Poi io seguirò il convegno, perché secondo me gli aspetti conservazionistici sono trascurati relativamente alla fauna ittica lagunare. In realtà le lagune sono ambienti molto importanti, non solo per gli uccelli, che è noto. Tutta la Laguna di Venezia è un'area protetta, o dovrebbe esserlo, per quanto riguarda l'ornitofauna, ma anche per la fauna nectonica è fondamentale. Le lagune, i cosiddetti ecosistemi di transizione, la Laguna di Venezia in realtà
è un po' atipica rispetto alle lagune costiere del Mediterraneo, che sono microtidali, perché non neanche microtidali, hanno uno scambio di marea molto trascurabile. È un estuario, no? Un estuario microtidale ha alcuni aspetti da estuario europeo e alcuni aspetti da laguna mediterranea. Quindi è un ambiente anche particolare. Sono ambienti che ospitano una diversità di fauna nettonica sicuramente importante e svolgono dei ruoli ecologici fondamentali anche per il mantenimento della fauna nettonica marina. Per fauna nettonica intendiamo pesci e alcuni invertebrati natanti. Un aspetto importante di questi ecosistemi, oltre all'elevata produttività ecologica, c'è tanto da mangiare per tanti organismi, sono ambienti molto produttivi in termini sia di produzione primaria che secondaria, e anche la grande variabilità ambientale. Sono ambienti in cui non è facilissimo vivere, no? Perché le condizioni, specialmente le condizioni della fauna acquatica, sono abbastanza molto variabili nel tempo e nello spazio, quindi ci vogliono adattamenti particolari. Ciò nonostante sono ambienti che vengono colonizzati da grandi, enormi numeri di individui proprio per l'elevata produzione biologica che è presente in questi sistemi. In realtà il focus è la gestione e la conservazione degli habitat di basso fondale, perché gli habitat di basso fondale sono tipici degli ambienti lagunari. Nell'ambiente marino prevalgono gli habitat di profondità superiore al 1,5 metri ai 2 metri. In laguna questi habitat, che vanno dai 20 centimetri fino al metro, al 1,5 metri, sono in realtà prevalenti e rivestono un ruolo fondamentale per la fauna acquatica, non soltanto i pesci, ma in particolare per i pesci. Sono aree di pascolo fondamentali. Molte specie marine compiono migrazioni periodiche o in fasi particolari del ciclo biologico o più volte durante lo svolgimento del ciclo biologico per entrare nelle lagune, ovviamente nel periodo di massima produttività biologica che va dalla primavera all'inizio dell'autunno, e sfruttare le grandi risorse alimentari che questi ambienti offrono. Un altro aspetto che è noto, ma che in qualche modo faccio sempre un po' fatica a mettere in evidenza quando si tratta poi di fare qualcosa per proteggere e per consentire che la laguna continui a svolgere il ruolo di nursery. Le nursery, si sa, le nursery sono ambienti fondamentali. Molti pesci arrivano nelle lagune come delle larve o post larve, compiono una fase fondamentale di sviluppo e crescita per poi uscire e tornare in mare e si riproducono in genere in ambiente marino. Quindi c'è una funzione fondamentale come habitat essenziali per molte specie di pesci marini e non soltanto di pesci. E poi è anche un'area riproduttiva. Ci sono specie che si riproducono in laguna e che utilizzano i bassi fondali per la deposizione delle uova e lo sviluppo degli stadi iniziali di vita. Quindi le aree di basso fondale sono hanno un ruolo fondamentale, sono habitat molto importanti, questo è abbastanza noto, e che dovrebbero essere tutelati, protetti, conservati e, quando è il caso, ripristinati. Un accenno alla fauna ittica. Appunto, la fauna ittica viene classificata dagli ecologi, la fauna ittica lagunare, in gruppi funzionali, cioè organismi che hanno cicli biologici simili. Ad esempio, al gruppo dei residenti lagunari appartengono una serie di specie di diverse famiglie, diverse specie di gobidi, alcune specie di signatidi, soprattutto di pesci ago, genere Signatus e genere Nerophis, alcuni blennidi, il nono, un ciprinodontide, la terina. Non sono molte specie che hanno questa caratteristica, svolgono quasi interamente il ciclo biologico all'interno degli ambienti lagunari. L'unica migrazione che fanno è magari spostarsi in acque un po' più profonde in inverni particolarmente rigidi, no? Ma per tutto il resto del ciclo biologico, comprese le fasi fondamentali di riproduzione e reclutamento, avvengono all'interno dell'ambiente lagunare. Quindi per queste specie gli habitat di basso fondale sono particolarmente importanti.
Queste specie secondo me sono un po' neglette, no? Nel senso che sono specie che si considerano non a rischio, ma io non escludo che qualcuna di quelle specie che voi state vedendo potrebbe andare in crisi nei prossimi anni, no? Di solito si hanno poi, mi meraviglio come di solito si dice poco, non è minacciata, poi vai a cercare notizie biologiche, ce ne sono pochissime, ma allora se non conosci dovresti almeno dire beh, non lo so e quindi non esprimo un giudizio. Poi c'è il gruppo forse più noto, che è appunto quello di quelli che utilizzano la laguna come narseri. Si tratta di specie marine, spesso di interesse commerciale, cefali in alto a destra, quelle sono 4 specie diverse, alcuni pesci piatti, vedete la sogliola e la passera, l'orata, dove c'è uno sparide, e quello a sinistra sul palmo della mano è un piccolo branzino di Centrarchus labrax. Quell'individuo lì avrà 3-4 mesi di vita. Va bene? Questi sono quelli che utilizzano la laguna come narseri. Entrano la famosa montata del pesce novello, documentata già dall'800, nota nell'Alto Adriatico, perché era utilizzata per ripopolare le valli, venivano pescati vivi per ripopolare le valli da pesca. Di solito migrano alla fine dell'inverno e per tutta la primavera, ovviamente hanno periodi diversi a seconda del periodo riproduttivo delle diverse specie, e utilizzano la laguna soprattutto nella fase iniziale di vita, e anche qui si concentrano sugli habitat di basso fondale, praterie piuttosto e soprattutto ambienti acquatici associati alle barene, essenzialmente alle paludi salmastre. Ecco, questi sono gli organismi di cui vi voglio parlare e cosa si può fare. Allora, intanto vediamo come si distribuiscono, no, nell'ambiente lagunare. Queste sono quelle orrende analisi multivariate che però hanno un senso, perché permettono di razionalizzare una serie di dati, e poi se uno impara a leggerle diventano anche meno orrende, sono anche piacevoli, sembra anche una forma così artistica. In realtà vi ho messo le fotografie dei pesci. Cosa vuol dire? Di solito troviamo dei gradienti. Qui c'è un gradiente, ci sono una serie di parametri ambientali, temperatura, salinità, torbidità, copertura di fanerogame marine, c'è un gradiente marino, mare gronda, no? Che va da aree più vicine alle bocche di porto, quindi che hanno un maggiore idrodinamismo, tempi di residenza dell'acqua più bassi, maggiore salinità, sedimenti sabbiosi, minore torbidità, aree più vicine alla gronda che sono invece meno salate, più torbide, con ricchezza di fango nel sedimento, e magari dove la vegetazione è radicata, le piante acquatiche sono sostituite dalle macroalghe. Okay? Chiaramente i pesci si distribuiscono e le diverse specie mostrano chiaramente delle preferenze lungo questo gradiente. Questo è un'analisi un po' vecchiotta, è un lavoro di circa 15 anni fa, che è stato un primo lavoro che ha descritto la fauna cosiddetta riparia dei fondali, gli habitat ad acque basse della laguna di Venezia. Questo è molto più recente e qui c'è un maggior numero di dati. Questo era relativo a soltanto la laguna nord, questo è su l'intero, tutti i 3 sottobacini lagunari, e qui c'è una informazione in più. I puntini hanno colori diversi perché sono habitat di basso fondale differenti. Il puntino verde sono le praterie, il puntino blu sono la spiaggia ed è subito al di fuori della laguna, no? Quindi è un ambiente marino prossimo all'ambiente, e invece in marroncino sono gli ambienti di barena, gli habitat acquatici associati alle barene. E anche qui c'è una distribuzione della fauna, se voi aveste la pazienza di andare a leggervi tutti i nomi, dove chiaramente si vede una differenza nella distribuzione, specie che preferiscono le praterie, specie che preferiscono le barene. Io ve la faccio semplice, in realtà la complessità è maggiore perché c'è anche una grande complessità temporale e questo quadro varia con la stagione, no? Perché ci sono specie che trovo solo in una stagione perché entrano in quel momento in laguna e non le trovo più, ad esempio, nei mesi tardo estivi, le trovo in primavera e non le trovo. Quindi c'è anche una dinamica temporale che andrebbe considerata. Io per semplificare non ve la spiego, ma insomma, però quello che si vede è chiaramente una distribuzione con alcune specie tipo i pesci ago caratteristici
degli ambienti di prateria, e altre specie, il nono, che invece si rinvengono quasi esclusivamente o preferenzialmente in ambienti acquatici associati alle barene. Allora, questi habitat di basso fondale in realtà hanno subito, non sono così qualcosa da dare per scontato, perché molte attività antropiche, sapete che la laguna di Venezia è una delle lagune più antropizzate, ma mentre l'antropizzazione era un'antropizzazione in tempi passati che cercava un equilibrio con i sistemi naturali, cioè cercava di equilibrare i processi di interramento portando via le acque dei fiumi, aveva un interesse a mantenere anche la laguna, negli ultimi 100 anni gli impatti si sono moltiplicati senza nessuna attenzione per l'ambiente lagunare. Io spesso vorrei che per la laguna ci fosse almeno 1/10 dell'attenzione che c'è per la città di Venezia, che è legittimo, ma ci vorrebbe, ma la laguna di Venezia è, inutile che lo dica a voi, dal punto di vista naturalistico qualcosa di eccezionale, in ambito mediterraneo, in ambito europeo, ma in ambito mondiale, ok? Eppure spesso è difficile comunicare questi. E allora cos'è? Che in realtà questi habitat sono habitat minacciati. Le praterie erano un elemento comune della laguna di Venezia, ma non solo della zona della Bocca di Porto, di Chioggia o degli Alberoni dove ci sono ancora, erano distribuite in tutta la laguna e andavano anche nelle parti più interne. Se voi andate a recuperare i lavori di Vatova, che sono anni 40 del secolo scorso, le praterie erano le praterie di Nano-Zostera Nolte, la pianta bassa, quella che popolava tutte le velme, riempiva tutte le velme, fino ad arrivare alla gronda. Questa situazione si è modificata drasticamente nel Novecento e soprattutto nel secondo dopoguerra, dagli anni 60. Canale dei petroli, distruzione completamente delle barene, ma non solo, degli habitat, approfondimento della laguna centrale e una serie di problematiche che hanno riguardato anche la laguna settentrionale, ve la faccio breve, con una quasi scomparsa degli abiti di barena dall'intero bacino settentrionale. Se voi vi farò vedere una mappatura dell'inizio degli anni 2000, noi abbiamo molti specialisti di macrofite acquatiche e abbiamo delle mappature, quindi sono stati fatti gli studi, bisognerebbe poi un po' fare una gestione che prende spunto da questi studi. In parte questo è stato fatto sulle praterie, perché in realtà le praterie si erano ridotte drasticamente e quasi scomparse completamente dalla laguna nord, cui erano rimaste delle praterie soprattutto vicino alla Bocca di Porto di Lido e addirittura con una sostituzione di specie, dove la zostera marina e la zostera nolte erano state sostituite dalla specie invece che non era la specie autoctona, che è la Cimodocea nodosa. Questo ha portato l'esigenza di pensare agli interventi di ripristino di queste praterie. La situazione questo si è reso possibile quando c'è stata un po' un'inversione di quella che era la situazione. La laguna di Venezia ha avuto un processo di eutrofizzazione negli anni 60-70 del secolo scorso che si è prolungato fino ai primi anni del 2000, con tutta una serie di problematiche legate all'erosione, alla sospensione dei sedimenti e soprattutto il grande problema, se vi ricordate, della gestione della pesca della vongola filippina, no? Dove avevamo migliaia di pescatori che pescavano dappertutto. Poi per i pescatori è stato un male, ma se tu peschi in maniera senza una regola è chiaro che la risorsa e quindi c'è un crollo demografico quindi da una parte la riduzione dei carichi di nutrienti dal bacino scolante, cioè la laguna perdendo sedimenti perde anche nutrienti e quindi si riduce il suo stato trofico. Dall'altra, la riduzione della torbidità per la riduzione dell'attività di pesca ha creato le condizioni per cui si poteva pensare di partire con un piano di ripristino. Questo non è chiaramente un'idea che è venuta a me, è venuta al professor Sfriso, che è uno specialista di queste cose e che lavora da
lui da 40 anni, io da 30, lui da 40 anni in Laguna di Venezia, e si pensa di fare un progetto di ripristinare le praterie, e mi si chiede a me di partecipare e io dico sicuramente sì, perché ripristinando le praterie è un'occasione per ripristinare i popolamenti nettonici, i pesci soprattutto di prateria. E quindi il progetto si chiama un progetto Seresto, forse qualcuno di voi l'avrà sentito, è un progetto che è finito da qualche anno e che ha riguardato una piccola porzione della laguna, la porzione più settentrionale del bacino nord. Ed era un processo che voleva sfruttare una situazione che era tornata favorevole per l'insediamento delle piante, ma che non poteva essere, e per accelerare una colonizzazione naturale che probabilmente sarebbe comunque avvenuta, ma che poteva anche avere dei tempi abbastanza lunghi, perché queste praterie si sviluppano sia per produzione di semi ma spesso anche per riproduzione vegetativa, quindi non essendoci praterie, se non poche praterie residue in bocca di porto nella laguna settentrionale, in qualche modo l'idea era quella di favorire la colonizzazione, quindi di creare degli impianti puntiformi di prateria su un reticolo abbastanza ampio in quell'area di 36 km quadrati come nuclei di colonizzazione, perché poi le piante si diffondessero naturalmente o andando a occupare tutte le gronde, tutti i ghebi, tutte le aree adatte per loro. Fondamentalmente ha avuto successo questo progetto, dico non per merito mio senz'altro, ma per chi l'aveva pensato. È stato uno sforzo abbastanza ampio, sono state piantumate, vedete, tante piante, ma il risultato è stato sicuramente significativo, perché questa è la situazione, la fotografia del 2003, vedete che in verde le praterie erano sporadiche, e già nel 2017, alla fine del progetto, devo dire, probabilmente la colonizzazione era già partita prima, abbiamo favorito una colonizzazione perché non può essere il progetto, comunque che ci sia una colonizzazione naturale sia stata favorita sicuramente dal progetto. La situazione era questa: una buona colonizzazione di tutta la parte, con l'eccezione della parte di gronda più interna, perché qui le condizioni, il tempo di residenza elevato e la concentrazione di nutrienti che arrivano dalla gronda era tale per cui le piante non ce la facevano. Qui è ancora dominata dalle macroalghe. Okay? Questa è una situazione che probabilmente è ulteriormente migliorata. Quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda le praterie e per i pesci, allora per i pesci in realtà non è facile. Come fare a capire perché rifare una prateria non necessariamente, quando io ripristino un habitat, non sono sicuro che poi questo habitat svolga un ruolo equivalente all'habitat originario, no? E quindi l'idea era di capire se cercare di misurare il ripristino anche in termini di fauna ittica. Ci abbiamo pensato un pochino, non c'erano tante possibilità, l'idea era quella di cercare una comunità di riferimento rappresentativa della comunità ittica, del popolamento ittico della laguna, delle praterie della laguna nord, e dopo di andare a fare dei monitoraggi durante il periodo di piantumazione delle praterie, durante il periodo di progetto, per vedere come si modificava il popolamento ittico con lo sviluppo della prateria. Allora abbiamo individuato, adesso qui si vede meno, ci sono 5 puntini azzurri, sono le 5 praterie relitte naturali che c'erano, che abbiamo considerato. Perché non abbiamo preso una prateria di riferimento? Perché le praterie, non ce n'è una prateria, ci sono tantissime tipologie di praterie, perché le praterie sono distribuite lungo un gradiente di caratteristiche fisiche e diverse specie di piante si sviluppano e danno delle praterie diverse nei diversi posti della laguna, no? Abbiamo delle praterie più alte in bocca di porto a dominanza di Cimodozia, Zostera marina, delle praterie miste, Zostera marina, Zostera noltei, nelle zone più intermedie, e nelle zone più interne delle praterie basse dove dominano. E poi anche i fattori ambientali, salinità, sono differenti, quindi
non c'è un'unica prateria e non c'è un unico popolamento di prateria, no? Anche i pesci scelgono, a seconda delle loro esigenze, l'ambiente che preferiscono. Quindi l'idea era quella di trovare un riferimento che fosse rappresentativo di questa eterogeneità naturale, no, negli habitat di prateria. Per questo 5 praterie distribuite in posti diversi lungo un gradiente con una diversa composizione floristica. E poi confrontare queste comunità con quelle dei siti ripristinati. Questo è un lavoro che io non avrei fatto senza i miei collaboratori, soprattutto il dottor Scapin e il dottor Zocchetta, che sono dei quantitativi, no? Persone che fanno modelli, perché l'idea era quella di fare un modello di tipo statistico quantitativo basato su dati, non un modello troppo teorico, ma calibrato su dati, su queste 5 praterie, campionate varie volte durante il periodo vegetativo nel 2016, e sulla base di questi dati fare un modello che, a seconda della composizione della prateria e dei parametri abiotici, temperatura, salinità media, granulometria del sedimento, ti potesse dire quale composizione del popolamento ittico, cioè mettere in relazione. Ovviamente si facevano dei campionamenti di fauna ittica, di fauna nectonica, si rilevavano i parametri ambientali e poi si metteva tutto in questi modelli GLM per cercare di trovare delle relazioni, no? E per capire poi, in un dato posto con una data composizione floristica, qual è la comunità che io mi dovrei aspettare. Vi assicuro che non è stato un lavoro semplice, per fortuna di collaboratori più giovani di me e sicuramente più ferrati sugli aspetti matematici, ma a me interessava cercare di capire qualcosa, no? E allora quello che salta fuori è che c'è una comunità di riferimento che ha delle variazioni, però fondamentalmente è fatta da queste specie. Sono specie di residenti, indicazioni c'erano, però diciamo che adesso abbiamo un po' trovato delle relazioni quantitative, no? Tra l'ambiente, le caratteristiche ambientali e il popolamento ittico. Sono essenzialmente queste le specie che caratterizzano la prateria in Laguna di Venezia. Ungobide, notissimo, Zossericessor ophiocephalus, il GO, perché si riproduce, fa le tane riproduttive sotto i rizomi, no? Perché le piante, specialmente la zostera marina, da qui Zossericessor, la zostera marina consolida il sedimento e lui può costruire queste tane anche molto elaborate, che hanno delle vie di fuga, delle entrate principali, secondarie, e una camera dove avviene la riproduzione, no? Dove il maschio invita la femmina e la femmina depone le uova. E poi i signatidi. Pesciago, soprattutto 3 specie che caratterizzano, sono forse le più abbondanti in questo habitat, anche un blennide, alcune specie di decapodi, e è abbondante anche la terrina, ma la terrina c'è un po' dappertutto. È una specie ubiquitaria che in realtà utilizza le praterie, ma la trovi un po' dappertutto, quindi è presente in termini quantitativi, ma non caratterizza in modo particolare questo habitat. Vediamo nel progetto diciamo Seresto, vediamo, torno indietro, queste 8 pallini più grossi erano le stazioni che sono state monitorate sempre, e lì si andava a vedere come si sviluppava la prateria e periodicamente la composizione del popolamento ittico. Allora abbiamo confrontato quello che vedevamo, il popolamento che trovavamo nei siti ripristinati, con il popolamento di riferimento che abbiamo calcolato con questi modelli, basandosi sui dati quantitativi raccolti nelle praterie di riferimento. Allora, intanto lo sviluppo della prateria non è stato in tutti questi siti uguale. Vedete che nei siti T1 e T2, che sono verso la Gronda, la prateria non si è sviluppata per le ragioni che vi dicevo prima. In altri siti si è sviluppata, in altri siti
abbiamo avuto una copertura del 100%, cioè lo sviluppo dopo 4 anni di una prateria completamente, che copriva l'intera superficie della stazione di campionamento. Abbiamo anche introdotto una stazione di controllo, che è una prateria naturale non inclusa tra quelle di riferimento, per avere un bianco, no? Una situazione di bianco per vedere. Qui ovviamente la copertura non è variata perché è una prateria naturale stabile. Ebbene, quello che si è visto è che in realtà in nessuna di queste stazioni, neanche nelle stazioni T6, T3 e T8 a fine progetto, il popolamento ittico era completamente corrispondente a quello che ci si doveva aspettare. Si avvicinava, ma non coincideva con quello di riferimento. Quindi sicuramente il ripristino della prateria era avvenuto, ma il ripristino del popolamento ittico non era completo, no? Perlomeno sulla base dell'approccio nostro. Poi sapete che ogni approccio scientifico c'ha si fanno delle scelte metodologiche, quindi può anche essere che ci siano dei limiti nell'approccio che abbiamo fatto, anche se è un approccio quantitativo. Ok, vado più veloce. Allora, quali sono i possibili limiti? Una spiegazione è che la prateria si può sviluppare, ma prima che si sviluppino le comunità animali, per quanto comunità che si sviluppano rapidamente, tempi di generazione brevi, ci vuole più tempo. Sappiamo che si deve sviluppare anche una comunità di macroinvertebrati, ci devono creare un arricchimento di sostanza organica nel sedimento, e quindi poi arrivano i pesci predatori, ok? Quindi probabilmente ci vuole più tempo alla comunità animale rispetto alle praterie. L'altro aspetto è che non abbiamo considerato tutti i parametri ambientali possibili, no? Abbiamo considerato una serie di parametri ambientali di struttura, tipologia di prateria e di parametri abiotici, ma ad esempio non abbiamo considerato il seascape, cioè quello che stava attorno al sito. Questo è importante. I pesci sono mobili, sono animali, di solito sfruttano più habitat, si spostano, no? Quindi quello che c'è nell'intorno fa la differenza. Quindi un secondo lavoro è stato proprio quello di andare a vedere il ruolo del seascape, di quello che c'è nell'intorno, il paesaggio ecologico nell'intorno della stazione di prateria, sulla composizione del popolamento ittico nella prateria. Abbiamo scelto un buffer, 2 buffer, abbiamo fatto delle prove, no? Abbiamo visto che il buffer più significativo per la fauna ittica sono 500 metri, 800 metri, dipende dalle specie, dalla stazione, no? Quindi sono dai 70 ai 250 ettari, non sono proprio un seascape abbastanza ampio, e lì siamo andati a misurarci le classiche variabili di seascape, copertura delle varie tipologie di habitat, la composizione frattale di questi habitat, le zone di bordo, gli ecotoni, per vedere se questi parametri di habitat avevano un effetto sul popolamento ittico di prateria, sulla composizione e l'abbondanza, e hanno un effetto, soprattutto per le specie che caratterizzano le praterie. Quindi diciamo una possibile differenza tra il nostro comunità di riferimento, il fatto che non ci sia il ripristino che ci siamo aspettati per la fauna ittica, e che ci vuole più tempo perché il paesaggio ecologico non era ancora adatto, no? Probabilmente è anche in trasformazione, perché queste praterie stanno modificando, si stanno sviluppando, e probabilmente non è solo la copertura, la caratteristica del sito sufficiente a dare una certa comunità nectonica. Questo per farvi vedere, questi sono i seascape che abbiamo considerato, quindi anche molto vari. Abbiamo considerato tanti dati, abbiamo cercato di utilizzare più di 9 anni di dati anche per tener conto della variabilità, sono ambienti molto variabili. Quindi abbiamo cercato di tener conto di tanti fattori, ma il risultato è quello che vi ho detto. Io sono messo queste cose, non ve le leggo per farvi vedere come in realtà, se fare l'elenco dei parametri che abbiamo considerato a scala di sito e a scala di seascape, volevamo vedere se contavano di più le caratteristiche del sito, della prateria, o le caratteristiche a scala di paesaggio. In realtà quelle di sito sono importanti, ma per molte specie sono molto importanti anche quello che c'è nel paesaggio.
che nel caso dei pesci è anche abbastanza logico. Ve la faccio molto breve perché ho anche poco tempo. Questi sono gli aspetti più importanti. La proporzione del seascape, che è occupata da altre praterie, è importante. Una prateria isolata, circondata, questa è una cosa anche abbastanza ovvia, non ha un popolamento maturo ittico. Più le praterie sono presenti, però queste praterie non devono essere un'unica prateria senza soluzione di continuità. È bene che ci siano molti ecotoni, molti bordi, dove le praterie, il seascape presentava molti ecotoni, cioè praterie molto frastagliate, trovavamo un popolamento ittico più vario e tipico dell'ambiente di prateria. E poi avere anche dei patch, delle praterie che non siano troppo piccole. E probabilmente il progetto Refresh ha portato una colonizzazione, ma ci vuole ancora tempo perché si formi, diciamo, un paesaggio di praterie che è un paesaggio simile a un paesaggio naturale, no? di questo tipo. Quindi i parametri di seascape sono importanti. L'aspetto interessante è che, importanti per chi? Soprattutto per le specie caratteristiche, per i pesci ago. I pesci ago non hanno bisogno di praterie, hanno bisogno di prateria, vivono associati alle praterie, ma è bene che la prateria sia frastagliata, non un'unica prateria. Questo l'avevo visto anch'io empiricamente, no? Andavamo con la tratta o con vari strumenti a cercare in Cruni e Venezia difficilmente si riesce a fare visual census, purtroppo, e trovavi molti più individui sul bordo della prateria che al centro della prateria, dove la prateria è più fitta, ok? Perché probabilmente la zona ecotonale in questo senso ha dei predatori, anche quella che porta prede che trascinate con la colonna prede zooplantoniche, larve, arrivano soprattutto a livello dei bordi, no? Ho finito. Quindi per farvi vedere come anche questo ci dà delle indicazioni, perché allora a questo punto non è bene fare delle praterie, ma come in realtà quello che si è stato fatto con Seresto era probabilmente l'approccio giusto, no? Creare dei nuclei di colonizzazione e poi lasciare che le praterie colonizzassimo e si creassero un seascape molto vario, molto eterogeneo, che risente delle variazioni nell'eterogeneità di quelli che sono le caratteristiche ambientali lagunari. Finisco dicendo che adesso sto lavorando sulle balene, ma siccome andrò in pensione fra 5-6 anni non so mica se riusciremo ad arrivare, anche perché qui, permettetemi, poi una persona che lavora da tanti anni, io devo dire che queste cose secondo me io sono un appassionato, no? A me piacciono i pesci ago, li ho studiati in vari modi, in varie forme, parto da lì e poi mi appassiono di ecologia. Barra caso tornano sempre fuori, però non è che io li voglio mettere dentro, sono importanti, no? In questo tipo di habitat. Però ecco, io vorrei che queste cose fossero considerate, no? Chi fa gestione e programmazione in laguna, non dico che deve fare quello che gli dico io, ma dovrebbe tener conto di queste cose qui. La mia impressione è che la scala, forse questo vale anche per i sistemi terrestri, la scala del ripristino è una scala che deve tener conto del ciclo biologico degli animali e di differenze molto piccole che gli animali fanno nella scelta dell'habitat. Fare gli habitat su scala umana vuol dire fare degli isolotti, non fare delle barene. Qui semplicemente per farvi vedere come le barene artificiali, che sono queste robe verdi qua, non hanno un gebo che sia uno in Laguna di Venezia. Sono state fatte le barene artificiali, ma non sono barene. Possiamo piantumarci le piante, ma dal punto di vista della fauna ittica è zero assoluto. Non c'è un ghebo, non c'è un chiaro, non c'è niente, per cui non ci sono neanche i pesci. Scusatemi questa digressione etiologica. Grazie Piero. Grazie. Allora, abbiamo programmato che ci sarà una tavola rotonda alla fine, per cui vi invito ad annotarvi le domande che volete fare a Piero e ai prossimi relatori e poi ne parleremo dopo la pausa alla fine. Quindi passo adesso la parola in realtà a un altro relatore, Luca Bedin, che non gli è stato possibile essere in presenza oggi e che si dovrebbe collegare da remoto.
Ecco, Luca c'è. Luca Benin porta un contributo insieme a Marco Zanetti, Bioprogram, interventi di riqualificazione e realizzazione di ambienti umidi nell'ambito di progetti LIFE nella regione Veneto, azione ed effetti sull'erpetofauna. Passo la parola a Luca. Allora, sì, intanto grazie a tutti per avermi invitato a partecipare a questo convegno, sebbene a distanza. Allora, in questa occasione volevo parlare di alcuni progetti che sono stati realizzati, diciamo, negli ultimi 10 anni nella regione Veneto, e che hanno interessato in maniera diretta o indiretta quelle che sono le comunità erpetologiche. Dico in maniera diretta o indiretta perché alcune azioni potevano essere indirizzate ad esempio alla fauna ittica, ma avere degli effetti in maniera indiretta anche su quello che è l'erpetofauna. Alcuni progetti magari erano specifici per alcune specie, ad esempio piuttosto che per la Emys orbicularis, piuttosto che per il pelovote fosco, ma in maniera, appunto, andando a lavorare su interventi su specie di interesse conservazionistico, si andava anche poi a migliorare quelli che erano gli habitat di tutto il resto dell'erpetofauna, che ha a che fare sia con gli ambienti umidi che con tutto quello che concerne gli ambienti esterni. Ora, ritorniamo dove era il punto di partenza. Fate pazienza, ma le tecnologie non sono il mio forte. Allora, sì, dicevo, sono stati condotti alcuni progetti, in particolare, appunto, volevo partire da questo, dal progetto che è stato un progetto LIFE che ha interessato il corso del fiume Sile, e ha visto perché è stato, diciamo, qual era la finalità di questo progetto: realizzare tutta una serie di interventi sia di ricostruzione di habitat, sia di di recupero di fontanili, piuttosto che azioni dirette per la gestione di specie invasive, per arrivare ad avere quello che un miglioramento dell'indice di funzionalità fluviale. Allora, come area è stato preso un po' tutto il corso del Sile, dalla zona di Risorgiva fino a Porte Grandi, e ovviamente gli interventi sono stati localizzati, alcuni concentrati per quanto riguarda i ripristini di habitat di Risorgiva, appunto nelle zone boschive a monte, quindi a confine tra Padova e Treviso, per poi andare a realizzare degli altri interventi anche sulle comunità boschive lungo la parte centrale del corso fluviale. Allora, quindi vediamo un po' come si è organizzato. Inizialmente c'era una parte di azioni preparatorie che hanno visto quella che era l'applicazione dell'indice di funzionalità fluviale, quello che è stato il mappaggio biologico attraverso l'IBE e poi le indagini itiofaunistiche. Successivamente, appunto, rientrano quelle che all'interno di un progetto LIFE sono le azioni concrete, che riguardano tutta una serie di interventi, e nello specifico, per quanto riguarda la componente erpetologica, riguardava il controllo e l'eradicazione della Trachemys scripta e di altre testuggine esotiche. Questo perché cercando di andare a migliorare, ricreare degli habitat, bisogna anche cercare di andare a ridurre quello che è il fattore di impatto delle specie invasive, e nel caso specifico delle Trachemys, soprattutto in funzione della testuggine palustre europea. Quindi vediamo un attimo velocemente quelle che
un po' di quelli che sono stati fatti gli interventi per la parte teologica, quindi qui vediamo diciamo uno dei principi è stato quello di favorire dei siti di riproduzione di alcune specie. Qui ci sono appunto degli esempi di rimodellamento delle parti arginali, creando appunto delle zone di rifugio, e questi sono ad esempio degli interventi diretti appunto di ripristino, di creazione di ambienti riproduttivi, ad esempio per lo scazzone piuttosto che per altre specie. Allora, ecco, questo è uno degli esempi per quanto riguarda anche quelle che sono le riqualificazioni dei fontanili. Ci si è trovati davanti a situazioni in cui o i fontanili erano ridotti a piccole pozze oppure erano stati completamente chiusi, e in alcuni casi sono stati realizzati dei nuovi fontanili. Allora, nelle foto sopra, ad esempio, vediamo la realizzazione di nuove zone umide presso l'Alnetta di Santa Elena, mentre in quelle sotto vediamo un intervento diretto di un ripristino, come vedete dalle foto a sinistra, un fontanile che era completamente interrato, e nel giro di l'ultimazione dei 3 anni di lavori quello che è diventato, quindi una ripresa ecologica del fontanile. Ecco, questa è la foto dell'ultimo fontanile che vi ho fatto vedere, ancora più recente. Quindi, avendo fatto questo tipo di lavoro, si passa poi a quelle che sono state le cose che mi hanno visto la mia parte diretta di lavoro su quello che era il controllo, il monitoraggio e il controllo delle trachemis e della Emis orbicularis. Allora, la prima cosa da fare su un contesto fluviale come quello del fiume Sila era quello di capire dove erano distribuite le due specie e cercare di dare una stima numerica. Questo perché per capire poi anche le azioni se hanno avuto un'efficacia oppure no. Per cui in una prima fase è stato fatto un monitoraggio su tutto il corso. Come vedete, i puntini rossi, che sono la maggioranza in tutta l'area del Sile, sono gli individui di Trachemis, i siti di presenza di Trachemis scripta, e mentre quelli in giallo sono i pochi siti di presenza di Emis orbicularis. Tra questi pochi siti di presenza vedete che ce ne sono alcuni, 4 siti, in cui convivevano le due specie. Per cui alla luce di uno stato di fatto del genere dove c'erano appunto le concentrazioni maggiori di Trachemis, si è deciso di andare a intervenire. Per cui principalmente nei siti di copresenza delle due specie si è andato a trappolare e prelevare e detenere in un altro sito quelli che erano gli individui di Trachemis. Per quanto riguarda le Emis, invece, è stato fatto un monitoraggio di cattura, marcatura e ricattura per vedere il tasso di colonizzazione di tali siti umidi nel momento in cui le Trachemis fossero venute meno. Momentaneamente, appunto, come vi ho detto, le Trachemis catturate sono state detenute in un termine un po' brutto, però conferite in un sito recintato all'interno del parco, per poi essere trasferite in un ambiente umido nella zona di mira.
da dove poi gestito da Legambiente, dove poi sarebbero state controllate e gestite all'interno. Allora, per capire un attimo quella che era la situazione iniziale, vediamo che c'erano un numero, per quanto riguarda le testuggini alloctone, una stima di circa 250-260 individui distribuiti in tutto il corso del Sile. E c'erano dei siti, come avete visto prima, in cui la specie era più abbondante, ad esempio nella zona di Casier, oppure nelle zone di Casale sul Sile e Lubignano, dove c'era una copresenza della Emys orbicularis. Alla fine del progetto, come si vede nella colonna di destra degli individui prelevati, è stato prelevato circa il 60% rispetto a quella che è la popolazione presente. Oltre a questo si è cercato di sensibilizzare le persone attraverso un'idonea cartellonistica affinché non venissero rilasciate ulteriori specie. Rispetto alla Emys vediamo quella che un po' è stata l'efficacia delle azioni. A partire, inizialmente era stata stimata una popolazione di 10 individui su quei pochi siti di presenza. Nel momento in cui si è cominciato a effettuare le catture e ovviamente si passa da una popolazione stimata nel 2000 da 10 individui a 20 individui nel 2017, a 25 nel 2018. Ecco, poi vediamo appunto quelle che sono state, il numero totale di individui catturati è stato di 25 e vediamo il numero progressivo di catture e ricatture dal 2016, che sono state 13, e si è passato nel 2017 a 52 e 50. Ecco, quindi questo è stato un po' quello che è stato effettuato all'interno del progetto LIFE Silife. Ecco, adesso vi passo un po' da un'altra parte per vedere altri tipi di interventi che sono stati realizzati un po' di anni prima e in ambiente dunale, e questo ha riguardato il monitoraggio della Emys orbicularis per l'Obote Fosco all'interno della riserva naturale del Bosco Nordio. Allora, qui la situazione era un po' diversa, nel senso che all'interno del Bosco Nordio erano stati già realizzati un po' di anni prima degli stagni che sono stati appositamente recintati, in cui erano state introdotte delle testuggini palustre europee che provenivano da un centro di allevamento, e successivamente è stata fatta una introduzione del Pelobote Fosco. Ecco, io in questa oggi parlerò un po', tanto per rimanere in tema, con il progetto LIFE precedente, di quanto riguarda quello che è stato fatto per la Emys. Quindi inizialmente questo monitoraggio ha avuto queste finalità di riuscire a capire qual era una valutazione complessiva delle Emys presenti all'interno del Bosco Nordio, soprattutto in seguito alla realizzazione di nuove zone umide. Sappiamo che all'interno del sistema dunale di Bosco Nordio, in una situazione iniziale, le uniche zone umide presenti riguardavano i fossati all'interno delle aree agricole esterne agli ambienti dunali. Quindi la creazione di zone umide ha sicuramente nel corso degli anni ripristinato quello che era un ecosistema tipico interdunale. E quindi attraverso la realizzazione di queste zone umide nel corso degli anni si è visto quello che è il tasso di popolamento di tale specie. Allora, la situazione iniziale, vediamo che all'interno degli stagni
e vediamo che in rosso ci sono le bassure, quindi gli stagni presenti prima del 2011, e poi in azzurro quelli realizzati successivamente. Allora, riguardando, per quanto riguarda i dati della EMIS, inizialmente dagli stagni dove erano state liberate quella piccola popolazione, vengono catturati 7 individui adulti, di cui 4 ricatture di un monitoraggio effettuato precedentemente nel 2009. Mentre nelle nuove bassure e negli altri stagni vengono catturati 14 individui adulti, di cui ricatture del 2009. Quindi questo cosa vuol dire? Che seppur recintati gli stagni, questi hanno favorito comunque c'è stata sia una dispersione degli individui catturati, ma anche un'ingressione di individui nuovi. Questi individui nuovi che probabilmente hanno ripopolato queste nuove zone umide dagli ambienti, dai fossati che c'erano appunto all'interno delle zone agricole di bonifica. Quindi questo monitoraggio è continuato e da una popolazione di cui si conosceva ben poco, si è visto che sia all'interno dello stagno recintato, a partire dal 2011 si rinvengono 10 individui giovani, questo ad attestare il successo riproduttivo della specie. Nel 2013 un giovane viene rinvenuto anche presso uno degli stagni nuovi. Ecco, quindi questo proprio a testimoniare quello che c'è, il tasso di distribuzione della specie all'interno dell'area. Negli anni successivi sono stati fatti ulteriori studi che hanno sempre volti a mirare la quantificazione delle specie, e in particolare appunto con una collaborazione col Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, sono effettuati prelievi ematici per verificare quello che era la genetica delle popolazioni di bosco nordio e capire che tipo di interventi fare rispetto a quegli individui che derivavano dal centro Carapax, e appunto per poter pianificare un rilascio di giovani nati. Abbiamo visto poi che da questo studio di catture ne emerge che dalle zone dalle zone agricole di bonifica interne alla riserva vengono catturati 7 individui non marcati, per cui c'è comunque una popolazione che permane in quelle zone. Negli stagni, nei nuovi stagni realizzati, vengono catturati 10 individui, di cui 3 maschi, 5 femmine e 2 giovani, e tra questi 3 erano individui provenienti dal recinto, per cui insomma la dispersione, come vi dicevo prima, che già si era evidenziata, si è vista. E mentre dagli altri stagni vengono catturati 3 nuovi giovani. Ecco, quindi proseguono questo tipo di attività in cui vede una continua cattura di individui giovani e di ricatture, per arrivare poi a una situazione finale di quella che è la popolazione di tutta la riserva di Bosco Nordio, compresi appunto i canali di bonifica, in cui sono state catturate e marcate 56 testuggini, di cui 17 maschi, 12 femmine e 25 giovani. Allora, rispetto alla popolazione introdotta originariamente, sicuramente ci sono 7 individui adulti ancora presenti nello stagno, e altri che appunto, come dimostrato dalle ricatture, possono essere usciti e possono avere, sicuramente c'è stato
una riproduzione che ha visto che 10 individui giovani derivano appunto da questa popolazione introdotta. Ecco, per finire, però abbiamo visto che le tipologie di intervento in cui si è lavorato nei primi 2 progetti hanno riguardato ambienti con un elevato grado di naturalità e sono consistiti appunto in azioni dirette di gestione di specie problematiche, ripristino di habitat che erano già presenti o danneggiati, come nel caso dei fontanili. Nel caso di Bosco Nordio ha visto un incremento di quelle che sono le bassure di ambienti limitrofi come quelli ad esempio di Porto Caleri. In altri casi azioni derivanti da altri progetti LIFE in cui si è in maniera indiretta, anche in questo caso qui, perché non era l'obiettivo del primario delle azioni, quello di andare a creare zone umide mirate per l'erpetofauna, ma ovviamente è stata un'azione ovviamente indiretta e che è naturale. Per quanto riguarda, sono azioni che hanno riguardato la gestione delle acque, soprattutto in riferimento in zone di rischio alluvionale e in zone dove la creazione di bacini umidi può all'interno di aree agricole è sicuramente un fattore di incremento e della produttività che altrimenti come negli ultimi anni è successo, che si alternano periodi di siccità e periodi di piogge torrenziali. Anche a livello agricolo questo comporta dei danni. E in particolare sono state realizzate 2 zone umide, una zona a Schio e una zona di Sant'Orso. 2 zone completamente diverse, una che ha visto la realizzazione di un ambiente, diciamo, un lago, chiamiamolo un lago, e l'altra invece che ha visto la realizzazione di 3 microinvasi. Allora, anche in questo caso qui si è andato a verificare, qui si partiva da situazioni in cui non c'era niente, cioè per cui erano aree agricole o aree prative, e i pochi ambienti umidi presenti riguardavano o corsi d'acqua che non ospitavano, appunto in una fase di monitoraggio di anteopera, non hanno evidenziato presenze di anfibi o di rettili, ma soprattutto di anfibi, se non appunto poche specie, ma legate appunto ad avvistamenti di individui investiti sulle strade, per cui non c'era una situazione in cui si partiva da zero, e quindi lì il tasso di colonizzazione dopo la realizzazione degli ambienti umidi, si poteva passare da una zona in cui le specie non arrivavano, oppure arrivavano e in che velocità. Allora, per cui si è valutato quello che è stato l'incremento del grado della diversità ecologica presso l'area, appunto nel caso specifico qui quello dell'area di Schio, e come metodo di verifica abbiamo visto, siamo andati a verificare quello che è l'utilizzo degli ambienti umidi da parte degli anfibi e l'incremento delle specie di rettili. Allora, per quanto riguarda gli anfibi, come vi dicevo, c'era una situazione di 0 specie nella zona dell'invaso. Sì? Ci sono? Sei quasi finito. Ok. Sì, guarda, 2 slide.
Per cui si è passati da una situazione 0 a 4 specie in fase di postopera, in cui si è vista la presenza del rospo smeraldino, della rana verde, della raganella e del rospo comune. Poi, e qui 2 foto, in cui si evidenzia anche il successo riproduttivo del rospo smeraldino, mentre nell'area di Sant'Orso si è passati anche qui da una situazione di 0 specie a una situazione di 2 specie nella fase di postopera, dove gli ambienti umidi sono stati colonizzati dal rospo smeraldino e dal rospo comune. Ecco, con questo ho concluso. Grazie. Grazie Luca. Ti chiedo di restare poi anche fino a più tardi per qualche domanda. Allora facciamo un'eccezione visto che sei collegato. Ci sono domande in sala per Luca su questo argomento? Ciao Luca, volevo chiederti se per le Trachemis hai informazioni sul fatto che gli animali introdotti si riproducono o non si riproducano, tanto per avere un'indicazione se rimuoverle può essere efficace se gli animali non si riproducono. Ecco. Grazie. Allora, dal numero di catture, se la situazione era questa: le specie presenti in natura si riproducevano tutte, non è stato, nelle slide non ho messo, ma sono state, oltre alle classiche Trachemia scripta elegans, Trachemia scripta trusti e scripta, sono state trovate anche altre specie del genere Graptemis che si riproducevano. E nel lavoro sono stati prelevati sia individui neonati, sia individui giovani, sia individui adulti. E la domanda tua era mirata perdonami un attimo, sulla fase successiva, se si sono visti miglioramenti. Mi hai risposto, chiedevo appunto, speravo che non si riproducessero, in quel caso la rimozione era più efficace. Se si riproducono la rimozione probabilmente non è così efficace perché possono rimanere tutto qua. Allora sono azioni che appunto vanno a gestire e controllare. Sicuramente nei siti di copresenza della testuggine della EMIS è stato fatto un lavoro di quasi eradicazione del 100% perché erano siti piccoli. Ovvio che se si va se dalla zona dei Burci, dove è stato fatto anche lì un prelievo abbastanza consistente, ma la riproduzione continua ad avvenire, è ovvio e normale che nel giro di un tot anni ci possa essere una situazione di questo tipo. E dall'altro almeno a livello di impressione mia, e anche questa è una cosa che speravo che appunto anche gli individui di verificare un tasso di mortalità elevato in ambienti naturali, cosa che invece non sembra esserci, almeno visto con quanta regolarità venivano osservati individui di tutte le classi di età. E al compenso, nel momento in cui vengono catturate e detenute e rimesse tutte in un centro, c'è un tasso di mortalità elevatissimo degli individui. Ecco, però questo Luca, c'è un'altra domanda per te. Sì. Giovanni. Sì, ciao Luca, Giovanni. Ciao. Allora, niente, ti volevo chiedere, non ho seguito forse, dove avete portato le testuggini, sostanzialmente quelle alloctone? Sì. Una volta catturate. Allora, sì, l'ho solo accennato perché un po' di corsa. Allora, è stato creato nell'occasione, siccome era un periodo in cui si sapeva gran poco, non c'erano disposizioni da parte del Ministero su cosa fare di queste specie, perché infatti sono state messe nella lista delle invasive
in quegli anni lì, per cui all'inizio non si sapeva cosa fare, soprattutto come gestirle. E nella fase di progetto si è predisposto a dire bene, non si possono uccidere, non si possono. In quel periodo storico lì non si sapeva, non c'erano indicazioni su come comportarsi, per cui abbiamo detto dovevano essere portate in un centro adibito dalla Regione Veneto, ma anche in quel caso lì non è stato possibile farlo perché l'attivazione era troppo lunga, per cui si è arrivati c'era una zona gestita da Legambiente nella zona di Mira, dove era già presente un piccolo stagno, sono stati ricreati completamente dei piccoli invasi recintati e lì sono state portate. Quindi e lì verranno gestite fino alla loro morte naturale. Ecco. Perfetto, grazie. Un'altra domanda: che tipo di trappole avete utilizzato? Allora, ero partito con il metodo, cioè con le tipologie classiche, quelle delle trappole per caduta con l'atollo, le nasse classiche, e ho visto che allora in teoria in altri studi, in altri contesti, ad esempio all'interno di stagni minori o di piccoli laghi, la trappola d'atollo funziona abbastanza bene con le trachemis. In ambiente fluviale non funziona praticamente zero, e per cui c'è stato uno sforzo abbastanza consistente in quella fase lì. La nassa catturava molto le emis e anche le trachemis, soprattutto gli adulti, e per cui lì si è concentrato il grosso con quella tipologia si è concentrato il grosso della cattura, e poi è stata fatta una cattura direttamente con il barchino e retino, e poi direttamente dentro, cioè, con stivaloni dentro i fossati. Grazie Luca. C'è qualche altra domanda per Luca? Non mi pare di no. Quindi ti ringrazio Luca per la partecipazione anche da remoto. E grazie. Quindi, grazie. Bene, allora noi ci avvisiamo alla pausa. Io direi che possiamo iniziare. Mi fanno cenno di sì. Ok, allora iniziamo con il terzo intervento della giornata a cura di Alvise Lucchetta, Nicola Baccetti, Rossella Boscolo, Andrea Bonometto, Emanuele Ponis, Adriano De Faveri, Lucio Panzarin del Life Lagoon Refresh, il monitoraggio della avifauna acquatica e di Canneto nell'area di immissione di acqua dolce del fiume Sile in Laguna di Venezia. Progetto Life Lagoon Refresh, e parla Alvise Lucchetta. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio subito i faunisti veneti per questo invito. Abbiamo colto subito questa occasione per portare alla ribalta ancora una volta questo progetto LIFE. Ci sarà una prima parte in cui parlerò del progetto a 360 gradi, poi scenderemo in dettaglio sul monitoraggio dell'avifauna. Io sono un tecnico ornitologo a contratto all'interno di questo progetto e porto i saluti di Rossella Boscolo, che è il project leader, di Andrea Bonometto, che è il project manager, e di Nicola Baccetti, che è il responsabile dell'avifauna. Bene, allora, eccolo qua. Iniziamo subito dagli obiettivi del progetto. Questa è una frase che ha sempre fatto da filo conduttore sin dalle prime battute del nostro progetto, addirittura anche in fase progettuale. Quindi
e si riprende anche un po' quello che diceva il professor Franzoi all'inizio durante il suo primo intervento, cioè l'obiettivo ultimo finale di questo progetto è iniziare a modificare questa fossilizzazione che alla fine è anche mentale da parte dell'uomo all'interno della gestione della laguna di Venezia, che ad oggi, almeno negli ultimi decenni, è arrivata ad essere in contrasto con l'ecosistema lagunare stesso. Quindi perché interveniamo? Interveniamo perché queste sono due mappe in cui visivamente si vede bene la differenza, hanno circa 200 anni di differenza, e insomma l'uomo ha agito irrigidendo tantissimo la struttura, la dinamicità e l'effimeratezza di questa laguna costiera. E cosa si è assistito? Si è assistito a una consistente riduzione di tutta quell'area di transizione che era localizzata tra la terra e la laguna, dove è presente anche un marcato gradiente salino. Adesso non sto qui, non mi dilungo ulteriormente, sappiamo tutti insomma che all'inizio, ormai più di 500 anni fa, insomma, i fiumi portavano detriti, sedimenti, nutrienti, quindi c'era un determinato contesto. C'è stata la diversione dei fiumi per esigenze dettate a livello politico, economico da parte della Repubblica di Venezia. Questo però ha portato negli ultimi tempi, soprattutto, anzi negli ultimi 100 anni, a un'accelerazione della riduzione del cannetto degli habitat oligoalini. Per esempio la superficie di Barene, qui è saltato un attimo il layout, è passata da 170 km circa 200 anni fa ai 47 presenti all'incirca all'inizio degli anni 2000. I partner di progetto con cui abbiamo condiviso quel mantra iniziale che vi ho mostrato all'inizio sono 5, 4 enti pubblici, noi di ISPRA con le sedi di Ozzano, che oggi è Venezia, la Regione Veneto con la Direzione Ambiente e il Provveditorato alle Opere Pubbliche, insieme all'Università di Ca' Foscari con il professor Franzoi e il professor Sfriso, rispettivamente per la fauna ittica e la parte legata alle piante, e poi ingegneria ambientale IPROS come ente privato per gli studi di idrodinamica. Il progetto è ancora in corso, finiamo quest'anno tra pochi mesi, 5 anni di progetto e un budget che abbiamo richiesto è stato di 74% da fondi europei. Velocemente gli obiettivi del progetto prevedono appunto questo ripristino all'interno del SIC della laguna superiore di questo ambiente ecotonale tipico, caratterizzato dal canneto ormai scomparso, e gli obiettivi principali sono un incremento del grado di conservazione dell'habitat prioritario lagune costiere, l'1150, un incremento dello stato di conservazione di specie ornitiche, di cui molte allegate presenti nell'allegato 1 direttiva uccelli, che utilizzano l'ambiente a canneto, e in aumento della presenza di specie ittiche come il ghiozzetto cenerino. Altri obiettivi secondari sono il raggiungimento di buono stato ecologico, l'aumento della biodiversità all'interno dello stesso SIC e anche un incremento di presenza di altre specie ornitiche e ittiche anche di interesse commerciale. Dove abbiamo svolto questo progetto? Allora, questa è una foto svolta durante i monitoraggi, è la preesistenza che ha scaturito l'idea di creare gli interventi di questo progetto in adiacenza a questo sfioro. Siamo in Laguna Nord, siamo lungo la pista ciclabile che porta da Porte Grandi a Caposila, e questo sfioro permette saltuariamente in modo incostante al fiume Sile, quando è pieno, di travasare l'acqua dolce in laguna, e quando ci sono maree eccezionali, magari sospinte dallo scirocco, di far travasare l'acqua salata all'interno del fiume Sile. Quindi questo era il precedente che ci ha illuminato all'inizio del progetto. Questa è una visione aerea dell'area e questo è lo sfioro. Quindi di questo precedente poi inoltre noi sapevamo l'area di influenza, quindi tutta quella
gradiente colorato che vedete è l'area di influenza dell'acqua dolce sulla salinità. Siamo partiti da questo punto per determinare l'area di progetto dove siamo andati a intervenire in modo più specifico, quindi facendo una rapida discesa di scala siamo in Laguna di Venezia, nel SIC Laguna Superiore, e la laguna è caratterizzata da 2 SIC e un unico ZPS. All'interno di questo SIC l'area rossa è tutta l'area di influenza in cui noi stiamo vedendo ad oggi l'influenza dell'apertura dell'acqua dolce dal Sile, e invece in quella gialla è il sito di intervento, sono circa 70 ettari dove siamo andati a intervenire. Questa è l'area barenale con il tratto dell'asta fluviale interessato dall'opera di progetto, e questa è un'ulteriore visione dall'alto con alcune opere di cantiere, tanto per rendervi consapevoli di dove siamo all'interno della laguna. Quello che vedete in fondo, si vede? Sì, tutto questo è il bordo, quello là è il bordo della Valle d'Oga, insomma. Interventi semplici, pochi, 4. Il primo è stato la diversione, quindi l'apertura dell'argine dove passa la pista ciclabile dal fiume Sile in laguna, con 2 tubazioni con valvola di non ritorno, fino ad arrivare a 1000 litri al secondo di emissione di acqua costante. Una ricreazione, il numero 2, di un'opera morfologica, quelle lineette rosse e blu che vedete, che trattenesse sul fondale della laguna il più possibile l'acqua dolce che viene riversata. Conseguentemente c'è stata la piantumazione delle Phragmites australis, e in continuazione con il life resto precedente, nelle zone quelle dove il professor Franzoi aveva mostrato persisteva la presenza di macroalghe, sono state ripiantumate fanerogame marine. Adesso velocemente guardiamo un attimo gli interventi. L'opera idraulica, il progetto nella prima foto, i lavori in corsi, l'opera ultimata, l'apertura avvenuta a maggio 2020 dopo il primo lockdown, doveva essere svolta prima, ma a causa di forze maggiori che tutti conosciamo non è stato possibile, e c'è stato un aumento graduale dell'emissione dell'acqua dolce dai 300 ai 1000 litri al secondo da maggio fino a febbraio 2021. Questo è un dato che vi chiedo di tenere a mente perché dopo ritornerà. Dal secondo intervento, l'opera morfologica, i metri lineari di chiamiamoli salsicciotti contenenti terra e rizomi di Phragmites, tutti costituiti da elementi naturali, una palezzata, quindi un'opera di cantiere che teneva insieme al cordame naturale, teneva sul fondale questi sacconi, quindi tutto poi materiale che si sta già biodegradando in questi mesi. Una connotazione poi paesaggistica importante con quest'opera di cantiere, quindi in quell'area adesso quando si passa in bici, a piedi, si notano queste lunghe palizzate. Terza opera, svolta con il coinvolgimento di stakeholder, soprattutto associazioni di pescatori e cacciatori locali, ha previsto la piantumazione e la rizollatura di circa 1000 zolle di Phragmites prelevato dalla foce del Dese, che è l'unica zona in cui è ancora presente del canneto a livello naturale in Laguna di Venezia. Quindi con le barche semplicemente in modo molto lento si portavano nell'area di progetto questi vasi e poi si ripiantumavano sulle bordure delle barene preesistenti. Ecco, quindi abbiamo visto i nostri obiettivi, abbiamo visto dove siamo, abbiamo visto cosa è stato fatto, quindi veramente azioni semplici. Poi la presenza di acqua dolce e il comportamento quasi direi invasivo, permettetemi il termine, del Phragmites avrebbe creato le giuste condizioni affinché il canneto esplodesse. Per entrare nel vivo della presentazione, eccoli qua, parliamo degli uccelli, di cui mi sto ancora occupando, visto che il live non è ancora finito. Quindi gli uccelli come parametro per misurare la bontà degli interventi effettuati, ma anche come utenti finali del cambiamento che sta avvenendo in questi mesi e che si speri poi continuerà nei prossimi anni.
Queste sono le specie target tra i non passeriformi, tutte in allegato 1 alla direttiva uccelli. Le dico, non le dico, ve le dico. Allora, Tarabuso, partendo dall'alto, velocemente: Tarabuso, Marangone minore, Albanella reale, Airone rosso, Tarabusino, Martin pescatore e Falco di palude, quindi tutti molto legati alla presenza del canneto. Non solo non passeriformi, ma eccoli qua, anche passeriformi di canneto. Queste sono le 4 specie target per il progetto: migliarino di palude, basettino in alto alla vostra destra, canareccione e salciaiola. Quindi anche all'inizio del progetto ci eravamo posti degli obiettivi molto alti, perché far tornare basettino e salciaiola in una zona così puntuale all'interno della laguna, insomma, era veramente un obiettivo molto alto. Il piano di monitoraggio, è stato redatto un piano di monitoraggio all'interno di questa azione, 3 attività specifiche. La prima relativa all'abbondanza dei passeriformi, quindi qua siamo oltre le specie target che vi ho illustrato poc'anzi, attività di censimento assoluto degli uccelli acquatici e poi uscite crepuscolari ad hoc per l'individuazione del tarabuso nel mese di marzo. Le prime 2 si sono sempre svolte in successione, nella stessa giornata, nello stesso orario. In un verso si faceva il transetto passeriformi, ritornando indietro si faceva il censimento uccelli acquatici. 2018 è stato l'anno 0, l'anno che ha costituito la base della comunità e dei record e dei dati che sono stati raccolti. 2019 è stato l'anno di tutti gli interventi che abbiamo visto prima. 20, 21 e 22 stanno andando a costituire il post-opera, su cui andremo poi a misurare la bontà o meno degli interventi messi in campo. È stato redatto un protocollo di monitoraggio ad hoc presente sul sito del LIFE, scaricabile, quindi è un protocollo che è facilmente adattabile, riproducibile e anche modificabile a seconda di altri contesti in cui si vuole perseguire questa linea. All'inizio si prevedeva la rapida crescita del canneto e quindi si era pensato alla sinistra per l'attività 1 questi transetti anche all'interno del canneto e alla destra invece, per quanto riguarda gli uccelli acquatici, una zonizzazione che permettesse anche di andare a vedere oltre quello che si vedeva quello che si sarebbe visto dalla pista ciclabile. Purtroppo, come spesso accade, i tempi della natura non sono in fase con i tempi progettuali, amministrativi e decisionali di progetti anche come quelli LIFE. Non è stato fatto altro, è stato anche, qui andiamo un po' oltre la mera attività di monitoraggio, per garantire un minimo di riposo, di non disturbo alla fauna, soprattutto in un periodo in cui si stava andando a cambiare questi 70 ettari. In comune accordo con l'ambito territoriale di caccia 5 della laguna sono state spostate queste 3 botti in altri luoghi, quindi è stata 2 lettere uguali partite da ISPRA e ATC, sono state recepite, adottate e approvate col piano venatorio vigente. E anche perché se fossero rimaste, come potete facilmente vedere, questa sarebbe quasi diventata una valle da caccia in ambito pubblico, perché avreste avuto l'acqua dolce, l'acqua salata, il canneto, chiari su zone salmastre e ben 5 botti da cui sparare. Poi, sempre 2019, è stato organizzato e condotto un corso base di riconoscimento per l'avifauna acquatica. Questa è la foto dei partecipanti, siamo stati ospitati dalla Regione Veneto, qua sempre in via Torino, e alcuni di questi partecipanti adesso stanno continuando con l'attività degli IVC, sempre organizzata per il Veneto, anzi per la Laguna di Venezia, la provincia, dai faunisti veneti e coordinata a livello nazionale da ISPRA. Inoltre da poco si è svolto il corso di base di fotografia naturalistica invece presso il Museo di Storia Naturale. Ieri c'è stata la premiazione del concorso che ha visto interessati tutti i partecipanti. È stato fatto un corso in collaborazione con VBA e l'uscita sul campo è stata svolta presso la tenuta del Conte Marcello di Valle Pagliaga.
quindi queste sono 2 foto a testimonianza dell'attività, e queste sono le foto dei vincitori, che sono state veramente un ottimo risultato. Eccole qua. Bene, a che punto siamo di questo live? Da maggio, quindi da quando è stata aperta l'acqua dolce in laguna, quindi con quei 300 litri al secondo, qualcosa è cambiato. Questi sono i 3 punti GPS delle sonde in continuo che hanno misurato il cambiamento di salinità, lo stanno continuando a fare. Questo è un grafico da una pubblicazione dei miei colleghi di Chioggia e di Venezia molto recente, in cui si vede la P1, torno indietro, è il punto di missione, P2 è l'intermedia, quindi all'interno dell'opera diciamo morfologica, e la P3 è quella esterna. Come vediamo, da febbraio 2021, quindi nella categoria di 1000 litri al secondo, la salinità per le prime 2 sonde è diminuita molto, ed ci sono pertanto le condizioni idonee affinché il canneto possa prosperare. Quindi un cambio di salinità c'è attualmente. Eccola qua, la situazione ad oggi: c'è stato un cambio di comunità vegetale, quindi da luglio a settembre 2021 si può vedere anche ad occhio il cambio con la crescita. Questi siamo all'imbocco esterno dell'intervento numero 1, quindi dell'apertura in laguna. È presente da settembre 2021 una buona presenza di canneto, ma soprattutto è presente l'Aster tripolium, che è questa pianta che fa questi fiorellini in autunno bluastri violacei. Io adesso li vedo così, sono quasi anche rosati, scusate, ed è una pianta che anticipa la presenza del canneto, quindi il cambiamento è in atto. Un terzo aspetto importante è dato da quest'opera di cantiere, i paletti che connotano tutta l'area. Questa è un'altra veduta, insomma, dell'opera. E cosa è successo? È successo che durante i monitoraggi al mattino, perché i monitoraggi attività 1 e 2 venivano fatte al mattino, il 99% è stato svolto al mattino, salvo qualche raro caso, la situazione è cambiata. La plasticità soprattutto dei laridi nel vedere il cambiamento all'interno di questi pochi ettari, oltre anche alla sensibilità di sentire la presenza di acqua dolce, ha portato a queste presenze numerose. Quindi io mi scuso, ma non ho portato dati definitivi, li dobbiamo ancora iniziare a elaborare. Questa è proprio una visione d'insieme grezza di tutto quanto è avvenuto finora. Direi che c'è una buona comunità presente, afferente a 128 specie totali, che sono quasi equiripartite in modo uguale tra uccelli acquatici, gruppo polifiletico, e anche, ricordo, gruppo politico, e la restante parte è composta da passeriformi e i non passeriformi. Il numero di record, bene o male, nei 3 anni, 2018, 2021, è più o meno costante. Porto ad esempio adesso delle mappe di distribuzione che dimostrano che qualcosa è cambiato, di 2 filtratori e di 2 onnivori, quindi mi riferisco a categorie trofiche di specie, quindi filtratore volpoca. Allora qui ammetto c'è un piccolo errore, il record, quello tra parentesi quadro, negli anni è riferito anche al 2022, per quello vedete che sono di più rispetto alla somma 2018-2021, è un errore mio, perdonatemi. Comunque la volpoca 2018 presenze poche, dal 2020-2021 è aumentata nel Laguna di Venezia. Ecco, tengo a precisare che il monitoraggio è sempre stato svolto con una marea, a livello di marea costante, tra i 0 e i meno 10 centimetri. Mentre il fenicottero è letteralmente comparso da quando è stata aperta l'acqua dolce, prima del 2018 non era presente. Passando invece alle specie onnivore, il gabbiano comune, ubiquitario, presente sì in tutti e 3 gli anni, anche più o meno in modo costante come record, sono aumentate le quantità e il numero di presenze, ed è facilmente visibile con i pallini azzurri e blu.
e il suo congenere, il gabbiano corallino presente in allegato 1, invece anch'esso, come il fenicottero, quasi assente nell'anno 0, da quando è stata aperta l'acqua dolce con la presenza delle opere di cantiere, è esploso, questo al mattino. Ritorno a questa foto perché non solo al mattino c'è questa presenza, i gabbiani soprattutto tendono a fare un pre-roost finita l'attività di foraggiamento, quindi hanno la bella abitudine di pulirsi il piumaggio e tornando dai campi si fermavano alle opere di cantiere, andavano giù in acqua, si pulivano, tornavano su, si sistemavano e poi all'imbrunire andavano in palude maggiore a dormire. Quindi si è deciso di fare qualcosa in più. Si è deciso di fare uscite quindicinali per 2 stagioni, da settembre a gennaio, negli anni 2021, 21, 22, per censire questa popolazione che sfruttava l'opera di cantiere. Questo è l'andamento delle 3 specie di gabbiano presenti. Lasciate perdere la seconda uscita perché abbiamo sbagliato noi marea, l'esperienza a volte è più che necessaria per capire bene come fare le cose, ed è un numero medio perché si facevano ogni sera che si usciva 2 conteggi. Non ci siamo fermati solo a questo, quindi non solo conteggio di chi sfruttava l'opera di cantiere, ma abbiamo visto che erano facilmente leggibili gli anelli in PVC presenti alle zampe e ai tarsi degli uccelli, quindi siamo arrivati a fare 126 letture, 62 anelli diversi tra gabbiani comuni e corallini, 1 di spatola e 6 di fenicotteri che frequentano l'area. Oltre a questo, dopo appunto l'arrivo subito dei gabbiani, altre specie hanno iniziato a sfruttare l'opera di cantiere e siamo arrivati a censire ben 17 specie diverse. Le asteriscate sono quelle presenti in allegato 1. Queste sono le mappe dei primi inannellamenti, dei dati che ci sono pervenuti dal CNI di Ispra. In verde ci sono i gabbiani comuni, in bianco i gabbiani corallini, rosa il fenicottero e blu la spatola. Questa mappa, oltre a rappresentare la caratteristica, qualora ce ne fosse bisogno, della transfrontalialità degli uccelli, cosa rappresenta? Rappresenta anche il respiro europeo, continentale in questo caso, che opere locali, piccole opere locali possono avere come conseguenza, come è successo in questo LIFE. E concludo dicendo che a luglio ci saranno appunto tutti i risultati finali. Grazie per l'attenzione. Grazie Elvise, ti invito a restare poi dopo un po' per le domande, e grazie che ci hai fatto recuperare anche 5 minuti ad un ritardo un po' accumulato. Invito il prossimo relatore, Roberto Tinarelli di ASOER, misure agroambientali per la biodiversità, le esperienze dell'Emilia Romagna nel corso dell'ultimo ventennio. E adesso... Bene, grazie innanzitutto all'organizzazione per avermi invitato, buonasera. È l'occasione questa per raccontare sostanzialmente gli ultimi 28 anni di attività compiuti da me a vari livelli, è un'attività che ancora occupa gran parte del mio tempo. È un'attività che è svolta possiamo dire, a cui hanno partecipato migliaia di persone, centinaia di funzionari, quindi un'attività già ben conosciuta, un'attività che in Emilia Romagna ha permesso di condurre un'esperienza che possiamo definire, per via dei risultati, unica a livello nazionale e sicuramente esemplare a livello comunitario. Di che cosa parlo? Dei numerosi ripristini, in alcuni casi anche conservazioni, di ambienti naturali e seminaturali, e in particolare delle zone umide di cui vi parlerò prima. E comunque sostanzialmente
misure agroambientali, ora agroclimatico-ambientali, di cui vi parlo, appartengono a due grandi categorie. Una, qui vedete tra l'altro in alto i nomi che sono stati attribuiti a queste misure nel tempo, dall'azione di uno, quando ancora era il programma 2078 del regolamento CE 1992, all'attuale operazione 10.1.09 dell'attuale PSR. E ecco, diciamo, i nomi sono cambiati nel tempo e a volte anche il tipo di azioni, di interventi richiesti. Ad esempio, inizialmente questa misura veniva applicata anche in collina e montagna, attualmente solo in pianura. Si tratta di una misura che diciamo anche per la durata della complessiva, inizialmente durava 5 anni, ora 10 anni, il premio è di 800 euro a ettaro per anno per la conservazione di siepi e boschetti di non più di mezzo ettaro, filari alberati e stagni. Nel caso degli stagni, purché non abbiano una superficie superiore ai 2 ettari, è di 1.000 euro a ettaro, ed è compresa anche la fascia di rispetto di questi elementi. Diciamo che è una misura che è andata a premiare la conservazione di quegli elementi naturali e seminaturali che si trovano in genere nelle tare, cioè in superfici considerate non produttive delle aziende. E inizialmente era una superficie, diciamo, era un'azione che permetteva di finanziare interventi diciamo su almeno il 5% della SAU, la superficie aziendale utilizzabile, non sono più del 10%. Il premio iniziale negli anni 90 era superiore, era addirittura di 5 milioni a ettaro, diciamo che sarebbero circa 2.500 euro a ettaro attualmente, e poi dopo sceso perché prevalentemente l'azione è diventata di tipo conservativo. Ecco, vedete i vari tipi di ambienti conservati sono questi, di elementi naturali, scusate. Ecco, invece un altro gruppo di misure, che sono quelle che diciamo hanno dato i risultati più rilevanti e che hanno veramente rappresentato un'esperienza unica a livello nazionale, è il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione, quindi il ritiro di superfici produttive per 20 anni, in genere campi di grano, campi di barbabietole, campi di mais, per realizzare e gestire degli ambienti che ora qui vado ad illustrarvi. Allora, l'azione che è stata applicata su 7.730 ettari, quindi una superficie non irrilevante, dal 94 ad oggi, su circa 250 aziende, e superficie che è diciamo, ecco, azione che anche qui ha preso nomi diversi a seconda dei periodi. Era rivolta innanzitutto alla realizzazione di complessi macchiaradura, cioè si tratta di superfici a prato con macchie di alberi, prevalentemente arbusti, disposti a macchia di leopardo oppure comunque a fasce che attraversano la superficie ritirata dalla produzione, e da prati umidi, ovvero da zone umide temporanee, sono come potremmo definirle, erano ambienti un tempo molto diffusi nella pianura padana, quando i corsi d'acqua non erano regimentati, ovvero provvisti di argini. Erano gli ambienti che caratterizzavano, ad esempio nella pianura emiliana, molte conche geomorfologiche in cui l'acqua ristagnava perché quando i fiumi e i corsi d'acqua esondavano. Quindi zone umide che poi durante l'estate si andavano prosciugando, e zone umide che si sono rivelate diciamo le migliori anche da un punto di vista di tutela della biodiversità. Dopo vi dirò. Inizialmente avevamo previsto anche le zone umide permanenti come tipo di ambiente da creare, ma poi proprio grazie al monitoraggio che è stato svolto con una particolare intensità fino al 2005 abbiamo verificato che purtroppo di fronte alla carenza di acqua dolce
purtroppo la nostra regione in periodo estivo non ha, diciamo, nella parte alta le Alpi, ha l'Appennino e già da maggio c'è carenza d'acqua e quindi d'estate si finiva per mettere dentro a queste zone umide acque molto ricche di nutrienti. E quindi si finiva anche per avere dei problemi, quali ad esempio problemi con il botulino, quindi, ma anche altro. Ecco, comunque si decise quindi dal 2014 di sospendere dal finanziamento le zone umide permanenti e trasformarle tutte in prati umidi. Quindi zone, vedremo, che sono caratterizzate da una copertura dell'acqua, debbono avere almeno sul 50% della superficie acqua per almeno 6 mesi, indicativamente da ottobre a marzo, e sul resto della superficie acqua ancora fino alla fine di luglio per permettere la riproduzione. Inizialmente queste erano le condizioni. Inizialmente il premio era di 600 euro a ettaro all'anno, poi aumentato a 1.500 euro per ettaro per anno per i prati umidi e 1.000 euro nel caso dei complessi macchiaratura. I risultati sono stati per l'avifauna notevoli. Pensate, in una regione come l'Emilia-Romagna, in cui vi erano prima di queste azioni 28.000 ettari di zone umide, 18.000 dei quali rappresentati da zone umide costiere, quali le valli di Comacchio, la Sacca di Goro, Valli Bertuzzi, comunque poca cosa. Diciamo che queste zone gestite appositamente per la fauna e la flora hanno avuto un grande successo su alcune specie. Pensate ad esempio al Cavaliere d'Italia, di cui adesso in queste zone abbiamo circa 3.000 coppie nidificanti, le pavoncelle, le marzaiole che ormai erano estinte, tarabusi, 10-20 coppie, tantissime specie di anatidi, quasi assenti prima. Diciamo che, ecco, secondo i dati del monitoraggio che è stato condotto in tutte le zone fino al 2005, dopo è stato continuato in maniera parziale, in queste zone ripristinate hanno nidificato 61 specie di uccelli acquatici, 21 delle quali di interesse comunitario, e soprattutto quello che è importante, 15 di queste con popolazioni comprese tra il 20 e il 100% di quelle totali della regione. In alcuni casi anche molto rilevanti, questo ad esempio è il mignatino piombato, una specie che nidifica esclusivamente in Emilia-Romagna, quindi con risultati veramente rilevanti. Ma non solo, per i nidificanti sono rivelate anche zone molto importanti per i migratori, principalmente per i limicoli, visto che si tratta di zone umide con bassi livelli dell'acqua, generalmente inferiori ai 30 cm, e caratterizzate da interventi sulla vegetazione e comunque sui fondali tese a ringiovanire periodicamente la zona. Quindi zone di sosta d'alimentazione per anatre, per aironi, grandi numeri. Pensate che ad esempio per gli svernanti la provincia di Bologna negli anni 80 ad esempio aveva 4-5 mila uccelli acquatici negli EVC, attualmente arriva a 50.000 uccelli a gennaio, quindi la popolazione di uccelli acquatici svernanti è letteralmente decuplicata. Ecco, in queste zone poi va da sé che, riconosciuti, visto che vi erano anche i dati, attorno al 2002-2003 venissero anche designate come ZPS e come SIC. Quindi ecco, diciamo, hanno costituito sostanzialmente, qui vedete la rete Natura 2000 in Emilia-Romagna, hanno costituito di fatto l'ossatura di gran parte dei siti della rete Natura 2000 situati nella zona diciamo del Bolognese, della pianura bolognese, parte del Ferrarese, soprattutto il Modenese e poi anche in piccola parte Reggio e Parma. Va detto che ci troviamo in un territorio tra i più antropizzati d'Europa e allo stesso tempo che si tratta di terreni molto produttivi, ecco, non siamo in zone
in cui, ecco, per cui diciamo anche ad esempio la concentrazione particolare degli interventi, diciamo sì, sicuramente risente del fatto, ad esempio, che sono per la maggior parte a Bologna, io sono di Bologna, un po' a Modena, diciamo se ci fossero state probabilmente altre persone che avessero insistito, ecco, avessero avuto contatti con altre aziende, probabilmente, ecco, avremmo avuto forse anche a Reggio Emilia, a Parma, ecco, una buona incidenza, però sicuramente ci sono stati fattori anche di tipo culturale. Ad esempio a Bologna molti agricoltori hanno aderito molto più volentieri, proprio anche ricordando, cercando di ricostruire ambienti così di cui avevano sentito parlare in un lontano passato, no? Piuttosto che a Ferrara, dove magari prevaleva il ricordo di ambienti che insomma evocavano fatiche, miseria, dolore. Ecco, questo è un aspetto non trascurabile. Poi ovviamente ci si mette anche la collaborazione da parte delle associazioni professionali agricole, ecco, che è stata molto diversa da provincia a provincia, gli stessi servizi all'epoca provinciali, ora regionali, cioè, quindi diciamo che anche la risorsa umana ha veramente giocato un ruolo determinante nella distribuzione, nell'abbondanza di questi interventi. Ma come è stato anche possibile realizzarli? Perché in Emilia Romagna sì, in altre regioni no? Io mi ricordo ad esempio che venivo spedito regolarmente negli anni metà anni 90-97, oltre che a Bruxelles a contrattare a volte per le misure, però anche in altre regioni a raccontare cosa si stava facendo. Mi ricordo di essere venuto anche a volte proprio in Veneto, ad essere andato in Toscana, poi c'era un grande interesse ma poi non si arrivava mai a quagliare, non lo so. Ecco, di fatto c'è stato anche comunque un percorso, diciamo, di attuazione di norme. Ma che cos'è che ha caratterizzato l'Emilia Romagna? Non è che siamo stati più bravi, adesso non c'è alcun atteggiamento sciovinistico, si è dato semplicemente applicazione a quelle che sono delle norme esistenti. Ora, qui vi sono le norme, in particolare la direttiva Uccelli dice bene, adesso vado rapido per non tediarvi, tanto poi vi rimane la presentazione, che gli Stati membri debbono ripristinare i biotopi distrutti, debbono creare biotopi. Vabbè, la direttiva comunitaria, però abbiamo anche una legge statale, la legge cosiddetta legge sulla caccia, ma meglio la legge sulla protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, che all'articolo 1, comma 5, dice le regioni devono provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Chiaramente è una frase costruita ad hoc per recepire, almeno in parte, poi sappiamo tutti i problemi che ci sono stati, la direttiva Uccelli. Però ecco, di fatto io ricordo quando si cominciò a pensare a questi programmi, all'epoca non si chiamavano PSR ma programmi zonali agroambientali, l'intenzione era quella di dare applicazione a queste norme. Forse siamo stati troppo ingenui, chissà. Però ecco, diciamo che il risultato, ecco, al di là io non vi ho portato tabelle, grafici con uccelli, andamenti strabilianti, vabbè, sono già in vari convegni, poi li potete trovare anche in alcuni siti della regione. Ma ecco, quello che mi sembrava interessante evidenziare è che si è soprattutto prodotto, cioè si è creato una mentalità in alcuni agricoltori in grado di produrre ambiente. Cioè, si è dimostrato che gli agricoltori possono non solo produrre barbabietole, grano, ma possono produrre ambiente, spesso in maniera più efficiente di quanto noi facciamo in riserve, parchi, dove i tempi d'azione sono molto spesso molto lenti. Cioè, mi è capitato, ecco, ovviamente di lavorare per aree protette, di avere anche dei ruoli amministrativi, e lì magari si ha i soldi per fare un life incredibile, poi dopo mancano, 10 euro, 50 euro per mandare uno a tirar via una settina di legno che permette di modificare il livello dell'acqua, no? Vi sarà capitato, ne avrete sentito parlare, e lì il progetto si impantana tra responsabilità, rimpalli. Qui vedete ad esempio in queste foto, un aneddoto che cito spesso,
c'erano in una zona umida appena creata 2 cicogne che si erano posate sul tetto della casa vicina, mi telefonano e io gli dico: ah, interessante, provate a mettere un palo con un pallet con sopra dei rami, cosa che loro hanno fatto il giorno dopo. Avevano un palo, gli agricoltori, due agricoltori l'hanno fatto, e le cicogne sono andate immediatamente a nidificare. Adesso questo è un aneddoto, ma ne ho un'infinità. Questo dimostra, cioè, l'attenzione ma anche la potenza. Cioè, sembra, è una banalità, vi sto dicendo cose banali, ovvie, però è l'efficacia di agricoltori che sono convinti. Io a lungo, ad esempio, ho cercato di perseguire anche la possibilità di dare dei finanziamenti che non fossero solo relativi alla superficie impegnata, ma anche che tenessero conto dei risultati conseguiti, perché sono convinto che a un agricoltore che si spieghi come deve essere il canneto gestito per avere un tarabuso, ad esempio la moretta tabaccata, è in grado di farlo benissimo, va, lo vede, lo studia, sono incredibili, sono una risorsa e quindi molto molto efficaci. Ovviamente, ecco, che cos'è che si è dovuto sempre fare? Si è dovuto fare un lavoro molto accurato di redazione delle disposizioni applicative di queste misure, perché le disposizioni dovevano parlare chiaro agli agricoltori, che dovevano poter attuare senza equivoci. Credetemi, non è facile. Io ero abituato a progetti che dovevano essere letti da altri professionisti, comunque, parlare in maniera chiara, inequivocabile degli agricoltori, spiegandogli esattamente che cosa volete delle isole, dei cannetti, dell'acqua, quanto profonda, non è facile. E quindi, ecco, c'è stato anche un grosso lavoro al riguardo di affinamento dei testi per anni, ma anche di pubblicizzazione. Questi, ad esempio, sono 2 numeri di una rivista che veniva distribuita a tutti gli agricoltori della regione, il divulgatore, ad esempio dedicati alle zone umide, ai vari elementi naturali e seminaturali da ripristinare. E i punti, diciamo, che vengono fuori e sono chiari è che le modalità di realizzazione e di gestione debbono essere chiare, facilmente comprensibili. Deve esserci la certezza dell'accettazione delle domande in presenza dei requisiti. Ecco, questo è un problema che è venuto dopo un po' a mancare, anche per varie ragioni che adesso sarebbe lungo qui raccontare. La durata dell'impegno, premi adeguati soprattutto, ma anche un'adeguata informazione e divulgazione delle tecniche. Ecco, diciamo, il monitoraggio ha portato anche a cambiare poi rapidamente alcune misure. Ad esempio, ecco, comunque la cosa fondamentale è che all'interno di queste aree il controllo della vegetazione non può avvenire nel periodo che va dal 20 febbraio al 10 agosto. Non si può fare nulla. Quindi questo permette il successo riproduttivo, ad esempio, degli uccelli, ma anche di invertebrati, di anfibi, insomma, vi sono notevoli risultati. Questo è in pratica quello che contraddistingue principalmente queste zone da tutte le altre zone che hanno altre finalità, ad esempio di tipo idraulico, produttivo o altro. Ecco, poi dato, diciamo, noi sappiamo che sostanzialmente nelle zone umide la biodiversità è determinata da questi fattori, vedete colorati in giallo, che vado ad evidenziare e che sono fattori che così anche interagiscono, ancora tempo? Sì, così interagiscono uno con l'altro e abbiamo quindi si è deciso, ecco, di lavorare molto su alcuni di questi fattori. E dopo vi vado a mostrare. Innanzitutto le modalità di gestione della vegetazione e di regolazione dei livelli dell'acqua. Altro fattore importante che regola la diversità, la presenza di specie, il successo anche il successo riproduttivo, la pendenza alla superficie e l'andamento delle zone emerse e sommerse. Altro fattore importantissimo si è rivelato la presenza di isole.
E quindi ecco, che cosa è che si è determinato? Qui vedete alcune foto aeree di queste zone. Ecco, ad esempio il prato umido deve essere caratterizzato da almeno il 50% della superficie in acqua per almeno 6 mesi, da ottobre a marzo. Poi in realtà quasi tutte le zone sono per il 90% in acqua, però diciamo quelle sono le superfici sotto le quali l'impresa agricola non può scendere. Deve avere, ecco, questa è stata un'aggiunta, almeno il 30% in acqua anche nel periodo aprile-luglio. Questo è fondamentale, diciamo anche proprio in considerazione del fatto che l'acqua scarseggia purtroppo in quel periodo. E questo 30% deve essere distribuito su tutta la superficie. All'interno di quel 30% debbono essere presenti delle isole, almeno una per ettaro. Quindi diciamo avete creato una zona di 33 ettari,7, bene, dovrete avere 34 isole almeno. Isole che debbono essere almeno di 50 metri quadrati, non più di 5.000 metri quadrati, debbono avere sponde dolcemente digradanti con una pendenza quindi inferiore ai 25 gradi, così come anche le pendenze degli argini, di modo da creare ambienti di alimentazione ma anche diversificare il più possibile la vegetazione, insomma cose banali, elementari, però ecco che debbono essere comprensibili anche per gli agricoltori. Quindi, ecco, altra cosa importantissima, debbono essere evitati gli innalzamenti del livello dell'acqua durante il periodo riproduttivo, perché chiaramente la maggior parte delle specie che si riproduce in questi ambienti nidifica a terra, comunque tra la vegetazione. Quindi ecco, è importante intervenire anche mettendo ad esempio dei tubi per lo scarico del troppo pieno, tenuto conto che sono zone queste che funzionano anche per la fitodepurazione, anzi ormai più che mai il nome di queste misure è azioni per diciamo anche per il clima, quindi diciamo hanno un effetto depurante sulle acque ma anche di mitigazione del clima sulle zone circostanti. Ecco, altro punto importante che vi avevo già evidenziato era che il controllo della vegetazione deve avvenire, questo lo si è detto sin dall'inizio, lo si è definito, solo nel periodo compreso tra il 10 agosto e il 20 febbraio. Però anche, ecco, è stato aggiunto a partire dal 2014 che è obbligatorio il controllo della vegetazione ogni anno, su almeno il 70%, su non più dell'80% della zona, quindi deve essere conservato per almeno 3 anni consecutivi una zona di non intervento, zona che poi viene lasciata, viene diciamo sfalciata e se ne acquisisce un'altra, quindi a rotazione si ha sempre un canneto di 2-3 anni, ecco, un canneto che possiamo già considerare maturo e che permette quindi la presenza di alcune specie. Altro fattore importante è quello di evitare, si è visto, completo prosciugamento di queste zone proprio per impedire la scomparsa di anfibi, di piccoli pesci, ma anche di invertebrati, e ad ogni modo di effettuare ogni 3 anni un prosciugamento quasi totale per procedere alla cattura e alla rimozione delle specie esotiche come tartarughe esotiche, ma anche soprattutto i grandi pesci. I grandi pesci sono un grande problema. Quando i pesci superano le dimensioni, certe dimensioni non sono più predabili da aironi e cormorani, diventano un grossissimo problema in zone umide con bassi livelli dell'acqua. Per alcuni esotici i problemi quasi non si pongono, come ad esempio il gambero della Louisiana, perché vengono predati dagli uccelli man mano che si abbassa il livello dell'acqua. Ma ecco, per i pesci e per le nutrie sì c'è il problema. Ecco, il criterio di avere sponde degli argini e delle isole anche dolcemente digradanti ha permesso anche di ridurre la presenza delle nutrie, perché le nutrie non si trovano più delle superfici subverticali adatte per scavare tane, quindi entrano in queste zone per mangiare, però fanno tane magari nei canali vicini, nei fossati, ma non più all'interno. E poi ecco,
po' di considerazioni, adesso sono andato veloce ma il tempo non lo permette. Per 5 minuti. Benissimo, ecco, allora volevo, che cosa ne sarà di queste misure, di queste superfici? Ecco, molte di queste zone umide create a partire dal 95, 96, 97 per un periodo di 20 anni sono in realtà già state rinnovate per altri 20 anni. Quindi tutto bene? Ma insomma, in realtà a me piacerebbe che se andasse, cioè la superficie di queste zone umide aumentasse, ma non solo perché voglio più uccelli, ma perché queste sono zone che possano avere un impatto significativo molto importante, ad esempio se collocate in aree particolari in prossimità della costa, ad esempio per contenere il cuneo salino, per realizzare la fitodepurazione. Adesso sono in corso così, ecco, dei lavori al riguardo. Quindi ecco, diciamo, si tratta di misure che vanno ben oltre la tutela della biodiversità, ma che possono avere un impatto molto rilevante, in particolare per l'abbattimento dei nutrienti, cioè queste zone possono essere proprio usate come sorta di ambienti per la fitodepurazione. Qual è però il futuro? Purtroppo, essendo un'azione, una misura particolare, vi parlo di quelle delle zone umide, della realizzazione e della gestione delle zone umide, realizzata quasi esclusivamente in Emilia-Romagna, poi c'è un caso in Lombardia, nella provincia di Milano. In realtà è stato molto difficile inserire questa misura anche all'interno del prossimo piano di sviluppo rurale nazionale. Sapete, ecco, che in realtà i programmi di sviluppo rurale regionali che andavano dal 2014 al 2020 sono stati prorogati per 2 anni per via principalmente della pandemia, ma anche perché proprio non si era pronti, e verranno però sostituiti in questo caso da un programma di sviluppo rurale nazionale. Quindi non ci sarà più una situazione in cui ogni regione va e concorda con la Commissione le proprie misure. Questo è sicuramente, diciamo, può essere un bene, perché probabilmente la Commissione riuscirà a dare un'impronta più, diciamo, un'impronta maggiore a queste misure, però allo stesso tempo, diciamo, quello che si è visto è che delle misure come queste agroclimatico-ambientali che hanno avuto ottimi risultati non sono apprezzate da altre regioni. Adesso si vedrà, io direi che proseguiranno, ci saranno anche nel prossimo programma di sviluppo rurale, però ecco, rimarrà comunque in capo alle regioni decidere se attivarle o meno. Altro grosso problema, non irrilevante, è che queste misure finiscono all'interno di altre misure con un budget, cioè non hanno un budget fisso che viene dall'Unione Europea, quindi finiscono all'interno di un budget unico, magari che so, assieme all'agricoltura di precisione, che sicuramente diminuisce gli impatti ambientali, però ecco, sicuramente ci saranno molte aziende che si orienteranno su quel tipo di finanziamento anziché realizzare siepi o zone umide, perché sicuramente rappresenta un investimento. Diciamo, i finanziamenti dovrebbero incoraggiare questo tipo di misure, secondo me, altrimenti le si mette in competizione con altre misure che finiranno per sottrarre tutte le risorse finanziarie, e questo purtroppo non arrivano segnali forti da parte dell'Unione Europea. Ecco, quindi sì, questo è il problema che vi evidenziavo. Quindi insomma, sicuramente queste misure continueranno ad esserci. Ad esempio, pensate anche che in Emilia-Romagna, così come in tante altre regioni, si punta molto ad espandere l'agricoltura biologica, a fare in modo che, ad esempio, entro il 2027 il 25% delle superfici sia ad agricoltura biologica. Benissimo, però è da
2014 che è possibile coltivare in maniera biologica su dei campi in una stessa azienda in cui si coltiva anche in maniera convenzionale e senza, sottolineo senza, la presenza di ambienti naturali e seminaturali che dovrebbero rappresentare degli ambienti di rifugio per gli organismi in grado di controllare le specie problematiche per il raccolto. Quindi io mi chiedo come può esserci un'agricoltura, una coltivazione di grano biologico senza siepi lì a fianco, senza alcun ambiente. Ecco, questa è una domanda che faccio anche a voi, è una domanda purtroppo retorica, però ecco, sì, insomma, la situazione è questa, quindi occorre anche una forte mobilitazione da parte dei tecnici, da parte delle associazioni, anche ambientaliste, che forse come non mai ora sono state così deboli anche su questi argomenti, anche se l'opinione pubblica per contro è molto attenta a questo argomento e continuano a uscire dei questionari che danno fatti ai cittadini dell'Unione Europea, che dicono che i cittadini europei vogliono più natura, più biologico, ho capito, però poi qualcosa nella catena si interrompe. Vabbè, adesso sarebbe molto lunga a spiegare, lo rimandiamo ad un'altra occasione. Grazie per l'attenzione. Grazie Roberto, ti invito a restare per le domande e chiedo anche ad Alvise di tornare sul tavolo, così facciamo le domande da qua. So che Piero è andato via, immagino, ok. C'era una domanda per lui che magari troviamo il modo di fargli domani dalla chat online. Se avete domande, ci sono le ragazze che vi passano col microfono. Sì, buongiorno, volevo fare una domanda per quanto riguarda gli ecosistemi, ripristino piuttosto che ecosistemi di laguna. Che impatto ha o può avere un'opera come il Mose, sia dal punto di vista dell'opera finita e presumibilmente funzionante, ma non si sa, ma anche dal punto di vista di tutti gli anni, se non decenni, di lavori di cantieristica che sono stati fatti prima? La pregunta è così. Grazie. No, è una super domandona questa. Della regione. È già stato possibile osservare qualcosa, quantificare qualcosa, qualche effetto, piuttosto che no, magari? Del Mose, delle opere di cantiere del Mose sulla laguna? Sì. Allora, sicuramente qualche effetto c'è, io adesso non te lo so dire, non ho riferimenti di produzione scientifica al momento. So che c'è questo progetto Venezia 2021 che sta lavorando molto a livello di ecosistema lagunare aperto, quindi tutta l'area soggetta a marea, proprio in previsione dell'uso del Mose, ecco. Però ora come ora non ti saprei argomentare in modo specifico questa tua domanda, ecco. Sì, beh, in effetti è anche un'opera che è relativamente recente, quindi probabilmente... Sì, è relativamente recente, oddio, insomma, ormai sono quasi 20 anni che è iniziata, quindi insomma i suoi effetti li ha avuti. So che sono stati fatti monitoraggi durante i primi anni, però adesso come ora non saprei darti una risposta, ecco. Dal 2004 al 2018 sono stati fatti monitoraggi legati alle cantieri del Mose. Se vuoi col microfono magari non se vuoi dirglielo a Franci tu. Volevo tirarmi la zappa sicura. Alla su forse. Salve, sì. Sempre una domanda veloce relativamente al lavoro di piantumazione della cannuccia palustre. Come dicevi, sembra che sia in ritardo l'effetto sulla vifauna presente. Avete finora qualche riscontro comunque su specie che magari erano assenti di quelle target e eventualmente prevedete di andare avanti 1, 2, 3 anni in più nei monitoraggi o per verificare la cosa? Ok, allora Emanuele, effetti soprattutto sui passeriformi di Canneto non ce ne sono perché il Canneto attualmente ancora non c'è, o almeno non è in una come posso dire, distribuzione talmente consistente da aver agevolato un ampliamento dell'areale dei passeriformi. Tieni presente che Salciaiola e Basettino non si sono mai visti e sarà anche molto difficile in questi prossimi anni che arrivino. Il Canariccione è stato contattato soltanto una volta lungo l'asta del fiume Sile,
a testimonianza anche di un decremento vertiginoso di tutta la specie, non solo nella zona, e questo lo sappiamo ormai, sta avvenendo da anni. Ci sarà un monitoraggio afterlife sicuramente, quindi si continuerà dopo agosto, o almeno 2023-2024, verrà monitorata sempre la salinità, insomma, e anche verrà manutentata l'apertura del fiume Sile in laguna, sì. Quindi comunque, come ha detto sempre più volte il professor Sfriso, quando il canneto, il Phragmites trova le condizioni idonee, poi parte da solo, insomma. Potrei forse aggiungere un aneddoto interessante anche da fuori della regione. In molte delle zone umide ripristinate è stato presente il canneto, e nei primi anni noi si era previsto che insomma questo avrebbe favorito incredibilmente i passeriformi di canneto, quindi canaiola, canaricione, la salsaiola, il basettino, e quello che invece si è riscontrato, e addirittura c'erano delle zone in cui, vi faccio un esempio, ad esempio di una zona di Budrio in cui c'era ancora una popolazione relitta di salsaiola all'interno di un biotopo di 40 ettari, 5 coppie di salsaiola, a fianco progressivamente sono state realizzate dall'altra parte della strada 80 ettari di zona umida, canneto magnifico. Per 5 anni le salsaiole sono tornate in un canneto di 50 metri per cento e non andavano in 80 ettari di canneto. Cioè, faccio notare che è un migratore transahariano, cioè questo va dall'altra parte del Sahara, ritornava e nidificavano in quel cannettino, era inspiegabile. Poi lentamente hanno cominciato ad adattarsi, per cui immagino che ci vorranno parecchi anni. Prima della prossima domanda, scusate, rispondo da casa perché ci chiedono, c'era una domanda di Giulia che però non abbiamo il relatore qui, quindi risponderemo domani a questa domanda. Potete continuare a fare domande per i relatori che sono presenti oggi. Grazie. Per l'online, scusate. Vai. Ok, per il dottor Tinarelli, relativamente alle misure per la biodiversità dell'Emilia Romagna, volevo chiederle se avete appunto pubblicato un prontuario o un decalogo su quanto proponevate alle aziende agricole, ecco, molto pratico se c'è. Grazie. Sì, adesso su internet non si trova nulla, c'erano dei numeri del divulgatore. Ho mostrato le copertine, il primo lo producemmo nel 1996, poi nel 2000 abbiamo fatto un miglioramento che era sulle modalità per la creazione e la gestione di prati umidi e macchiaradura, poi uno credo nel 2001-2002 anche per siepi, anche con illustrazioni, schemini. Adesso non si trova nulla. Ecco, se cercate anche su Regione Emilia Romagna biodiversità e credo Tinarelli, dovreste trovare anche un manualetto, un PDF con i risultati conseguiti fino al 2005, quindi con spiegazioni, motivazioni anche di come erano state pensate le misure. È un libretto di 200 pagine, ecco, colori anche con indicazioni sulle varie specie. Sì. Grazie. Salve, volevo chiedere fare una domanda al professor Franzoi, non c'è, però magari mi può rispondere anche al Vise. Volevo capire come possono essere piantumate le praterie, soprattutto magari quando si ha una profondità di circa 1,5 metri, magari sui 20 centimetri si riesce facilmente, sulla profondità di 1,5 metri non saprei come fare, allora magari forse mi può rispondere al Vise. Allora, io onestamente non ho mai partecipato a questo tipo di attività. Da quello che ho visto durante altre presentazioni ci sono, innanzitutto si aspetta la bassa marea dove ci sono le profondità maggiori e poi si usano degli strumenti tipo quelli anche per raccogliere, adesso per farti capire, per raccogliere l'immondizia per terra, sai, presente, quelle a pinza, con la pinza si prende la piantina e la si cala dentro in profondità sul fondale e si va avanti così piano piano.
Questo, o se no anche tramite vasi con piante si preleva, quindi si fa un trapianto da una zona dove è presente, si prende, si toglie dal vaso tutta la zolla con il rizoma e tutto quanto, e lo si va a piantare in profondità. O se no sacconi come quelli che hai visto, il fregamiteto si usa anche per le fanerogami. Una domanda per Roberto. Mi è caduto l'occhio sulla questione di pesce gatto, volevo capire che impatto ha su questi ripristini. Pesce gatto in realtà era un problema fino alla fine degli anni 90, poi è stato colpito da qualche patogeno ed è letteralmente scomparso, quindi non è forse neanche più un problema. Però ecco, è bene ricordare che era un esotico e fu importato negli anni 60 dell'Ottocento, addirittura ci fu un decreto reale di eradicazione del pesce gatto, perché l'avevano portato nelle varie risaie con l'idea che insomma potesse contribuire a controllare, insomma a far crescere meglio il riso controllando un piccolo crostaceo, insomma comunque può dare problemi nel radicamento del riso, ma in realtà ci furono effetti disastrosi perché aveva una grossa competizione con le comunità locali di Tinca, Luccio, insomma fu un disastro. In più si scatenarono epidemie di malaria, soprattutto nella bassa modenese, insomma in Emilia, quindi ci fu questo decreto, uno dei primi dell'Italia post-unitaria. Interessante come storia, e quindi sì, però poi dopo alla fine è diventato anche un piatto tradizionale, quindi ci si adatta. Io ad esempio ricordo mio nonno a Natale si mangiava il pesce gatto in umido anziché l'anguilla a Bologna, quindi ecco, questo per darvi l'idea, poi ci si adatta, probabilmente bisogna fare così anche con la nutria. Sì, sono d'accordo. No? La domanda mia è perché sai, io in Valle Averto ho una comunità di pesce gatto che sto scoprendo da qualche anno che so che all'esterno è quasi scomparso per problemi credo anche di virus, perché ultimamente molti allevamenti sono stati sono colpiti mentre io ho una quantità veramente incredibile. Vabbè, ormai è 20 anni che c'è stato quel virus e tutti gli allevatori pesce gatto sono andati infatti alcuni allevatori mi stanno chiedendo approvvigionamento di giovani. Vabbè, scusa. Fu al tempo della mucca pazza, se ricordate, ma io ho una curiosità invece per Roberto, visto che magari qualche altra domanda intanto emerge. Tu hai detto una cosa molto interessante, no? Che è il caso in Emilia Romagna dove queste azioni di conservazione, di ricreazione di habitat sono stati poi la base per la rete Natura 2000, quindi completamente all'inverso di quello che è successo in tutta Italia. Ma c'è stato anche è da parte della regione che ha cominciato, diciamo, c'è stata una sorta di mission per fare questo tipo di attività, oppure è stata una cosa spontanea, proprio una curiosità la mia? No, è avvenuto da parte della regione. La regione, quindi c'è stata una scelta politica alla base? Sì, sai, la regione Emilia Romagna, credo ancora adesso, sia l'ultima per percentuale di territorio inserito in rete Natura 2000. Quindi insomma in preda alla disperazione, totale, dopo aver messo tutti i siti, dentro tutti i siti rete Natura 2000, le varie aree protette dall'Appennino, questi guardarono verso la pianura, anche perché c'erano delle richieste da parte di varie associazioni, anche amministrazioni, anche alcune amministrazioni provinciali, e quindi si fecero i siti. E lo so perché ci ho lavorato per alcuni anni. Però è molto, molto interessante, nel senso che comunque da un'azione di questo tipo poi in realtà avete movimentato comunque anche una serie di agricoltori che hanno... Sì, diciamo, ecco, sono diventate zone prioritarie, però inizialmente, diciamo, come in tutte le regioni, come nei ministeri, come anche a livello comunitario, l'ambiente e l'agricoltura non si parlano. Questo avviene anche tra DG6 e DG11, no? Sono sempre conflittualità. Poi DG6 sono quelli con i soldi, gli altri sanno giusto il life, lì 4 soldi. Quindi e anche con la regione, quindi ci fu un grosso problema per alcuni anni, perché l'ambiente ha, diciamo, creato dei vincoli su queste zone, dando quindi l'idea, ad esempio a molti agricoltori,
almeno così molti l'hanno interpretata fino a qualche anno fa. Bene, adesso ho fatto la zona umida, adesso mi ha messo il vincolo, non posso più eliminarla, tra l'altro magari adesso non mi daranno più soldi, sono fregato. Quindi girava questa voce. Io ho avuto anche proprio difficoltà personali a continuare a frequentare alcune persone, mi hanno tolto il saluto, non solo, circa nel 2014. Poi in realtà si è riusciti a fare un rinnovo, ma non solo, ad aumentare il premio, quindi adesso va tutto bene. Certo. Fino al prossimo programma, ecco. Però capite un po' com'è anche difficile, no? È tutta, insomma, equilibrio. Sì, è una situazione. Adesso all'ambiente sono cambiati un po' di dirigenti, insomma la lotta, insomma, hanno capito che insomma non puoi arrivare poi, perché si è creato un ambiente, cioè dirgli adesso lì non ci fai più nulla, quello l'ha creato lui, anzi se gli dai modo ne può fare altri. Si tratta di capire questo meccanismo. L'agricoltore deve sentirsi premiato, è importante studiare bene le relazioni umane in questo campo. Vai Giovanni. Sì, ho un'altra domanda a proposito, agganciandomi al discorso fatto adesso sui vincoli per le infrastrutture verdi che vengono inserite. Mi è capitato come VBA, World Biodiversity Association, di progettare delle infrastrutture verdi appunto in Emilia Romagna e parlando con dei tecnici locali dicevano che se io inserisco delle siepi ad esempio in area ZPS, queste non possono essere più tolte perché vincolate, e tant'è che gli agricoltori si opponevano, e i tecnici stessi, a tale inserimento, perché altrimenti poi dicevano se l'agricoltore volesse riprendere in mano quella parte di terreno non lo può più fare. Allora, premesso che tecnicamente non è vero, perché con la vinca puoi comunque fare tutto, quindi basta saperla fare. È ovvio che per un tecnico di una associazione agricola, di un posto in provincia, che so, di Ferrara o una cosa così, gli sembra la vinca, ma cos'è? Cioè una roba, ecco, gli parli di, non so, extraterrestri, usi degli acronimi che non riesci a capire, già ZPS, insomma. Quindi diciamo, ecco, difatti di fronte a questa situazione io penso che si sia sbagliato, non spiegando bene, non coinvolgendo. Questo sì, è un errore in cui mi ci metto anch'io, ecco, come parte in causa. Sicuramente, ecco, se fatto andava spiegato, anzi adesso l'orientamento di consentire, di dare dei segnali di modo che acquistino fiducia e quindi tornino a fare. Quest'anno è avvenuto, cioè adesso abbiamo appena approvato circa 250 ettari di nuove zone umide, quindi c'è un bel segnale, no? Quindi alcune fatte a blocchi di 40 ettari, cioè pensate che io preferisco parlare di uccelli, ma in molte di queste zone umide, il bolognese, c'è il lupo. Io 20 anni fa non l'avrei mai immaginato, ma i lupi che si riproducono, non un lupo che passa, sta lì 2 giorni, cioè proprio stanno lì, si riproducono, fanno base e mangiano nutrie. Sono arrivati i cinghiali, raccontavo prima a Stefano Borello, dove è andato, ecco, cioè che sono un grosso problema in queste zone umide piccole, perché sono zone umide piccole e qui si paga il fatto che siano piccole, perché alcune di queste sono 30-50 ettari, sono zone umide ambienti troppo piccoli per un cinghiale. Quando il cinghiale, 3-4 cinghiali arrivano e si stanziano, perché poi lì in genere ci sono anche boschetti e altri ambienti e proprio ci sono questi, cioè anche proprio sono dei cacciatori, sembrano delle specie di killer, ma non riescono a farli fuori, anzi i cinghiali si riproducono, per cui rimangono lì per anni, diventano furbissimi, imparano a 1 chilometro già a sentire il rumore di quelli che potrebbero dargli noia, dei fantasmi, però l'effetto sulla zona umida è devastante. Su una zona umida di 50 ettari 3 cinghiali, vi dico banalmente, il comune di Budrio sono in grado di annullare il successo riproduttivo di cavalieri d'Italia, vocette, gallinelle d'acqua, anatre, non c'è nulla, perché loro passano sistematicamente come degli aspirapolvere, succhiano tutte le uova, i pulli, cioè pazzesco.
fanno un'azione, no, di scavo anche di dell'ambiente. Sì, poi ci sono pure i caprioli, però ecco, insomma, i daini. Però il cinghiale sì, si è rivelato un grosso problema, ancora più della nutria si sta rivelando. Questo vi dà l'idea comunque, ecco, dell'orizzonte. E purtroppo i lupi preferiscono mangiare le nutrie, perché chiaramente sono più facili da catturare. Roberto, c'è una domanda per te dalla connessione online. Sì? E Giulia chiede: secondo lei la figura dell'antropologo potrebbe essere d'aiuto a mediare la comunicazione tra ricercatori e contadini in questo caso? Sì, direi assolutamente sì. Anche quella dello psichiatra, non dello psicologo, perché lo psichiatra può anche somministrare. No, è una battuta. Avete esperienza di coinvolgimento di antropologi? No, però ecco, assolutamente sì, è uno di quei classici settori in cui, ecco, la human dimension conta, cioè come vengono percepiti gli animali, gli ambienti, e quindi comunicare, ecco, situazioni, concetti diventa importante, diventa vincente, sì, assolutamente. Vediamo se è arrivata qualche altra domanda dall'online. No. Avete qualche altra domanda in sala? Io ho una domanda per Roberto. Ecco, vai. Allora, ti volevo chiedere, oltre al compenso, quello per ettaro, hai mai pensato negli anni passati di accorpare o aggiungere anche un compenso per qualità dell'ambiente creato? Per Bacco, anzi, mi sembrava, sì, l'ho detto, ma era una proposta che però non ha mai attecchito, perché chiaramente poi occorreva mettere a punto un sistema di valutazione. Ad esempio, se si decide che specie target sono i tarabusi, bene, vedrai, quindi si dà un premio aggiuntivo per chi produce, la maretta tabaccata, il tarabuso, cioè, ecco. E quindi, ecco, però purtroppo non è andata avanti, non è tra i criteri, perché il meccanismo di premio, cioè, viene definito dall'Unione Europea come il reddito, diciamo, che viene perduto rispetto alla coltivazione. Quindi bisognerebbe fare un salto anche lì, anche da parte dell'Unione Europea, perché quelli sono seminativi ritirati dalla produzione, quindi viene compensato il reddito, dando per scontato che io, ad esempio, ecco, anche per arrivare ai 1.500 euro è stato un grosso problema, perché si è detto, bene, c'è il canone dell'acqua da pagare, ci sono i costi di realizzazione, di manutenzione degli argini, costi della gestione della vegetazione che viene fatta meccanicamente, solo meccanicamente puoi fare, la cattura delle nutrie. A un certo punto hanno voluto e preteso che venissero catturate e controllate le nutrie, per cui un agricoltore che fa un prato umido deve mettere almeno una trappola per nutrie per ettaro. Uno le compra, spende i suoi 60 euro per trappola. Il problema è che poi adesso queste trappole sono diventate l'oggetto di odio da parte di molti animalisti che vanno in questi prati umidi e schiacciano e distruggono le trappole. Per cui c'è qualche agricoltore che si è visto distruggere le trappole già per 3-4 volte. Quindi diventa un problema. Cioè, come fa ad ottemperare alle disposizioni applicative e allo stesso tempo continuare? Cioè, diventa un problema. Qui ecco sì, certo servirebbe comunicazione l'antropologo, forse anche qualcosina di più. Anche due, sì. In queste zone prevedete monitoraggi dopo quelli che sono stati fatti, diciamo, più a lungo termine? No, diciamo, i monitoraggi attualmente non sono più condotti dalla Regione, vengono affidati, diciamo, volontari, ecco, qui sono ad esempio come ASUR anziché come professionista, perché anche come ASUR raccogliamo dati, abbiamo una convenzione con la Regione, quindi al di là dei censimenti sugli uccelli acquatici si raccolgono dati anche su nidificanti, su alcune specie, e quindi questo, ecco, serve anche per monitorare la situazione. Grazie. Qualche altra domanda? Bene, ce n'è una. L'ultima. Non so perché.
Grazie. La mia più che una domanda era una riflessione che volevo fare con te e con voi, a parte appunto per i complimenti per quello che hai fatto e fa la tua regione. E secondo me è molto bello quello che viene fatto, non solo per ciò che viene fatto, ma anche per una mentalità che è quella molto attiva della gestione dei SIC, che tu hai detto molti di questi ambienti sono diventati SIC, perché nella mia regione ad esempio c'è una visione molto cristallizzata del SIC, tant'è vero che quasi certi habitat ti auguri che non diventino SIC, perché dopo appunto non puoi sicuramente più gestire il cinghiale dentro, non puoi più sicuramente tagliare un cannetto, hai delle difficoltà enormi poi andarlo a toccare una volta che diventa SIC, mentre qui è molto bello perché vedo che c'è proprio una vera gestione, perché in un ambiente antropizzato l'ambiente deve essere costantemente gestito, quindi è una cosa che mi è piaciuta veramente molto da questo punto di vista, quindi doppi complimenti. Grazie. D'altra parte il prato umido è un ambiente effimero, cioè, se non si gestisse inizialmente alcuni dei prati umidi finanziati che sono creati nel 95, i gestori non avevano mai fatto sfalci, cosa è successo? Non avevamo mai, cioè avevamo messo solo l'acqua e alla fine c'erano delle foreste a galleria di pioppi e salici, cioè non c'era più il prato umido, per carità, bello, è pure un habitat di interesse, però c'è i Cavalieri d'Italia, cioè non c'era più niente, quindi è per quello che si è imposto alla gestione obbligatoria ogni anno, sì, per mantenere un ambiente che altrimenti non c'è. Ok, penso Grazie. che siamo alla fine, vi ringrazio e ci aggiorniamo domani, dove con calma farò tutti i ringraziamenti del caso. Grazie. Grazie a tutti.